Va bene, allora possiamo riprendere. C'era Casamonica Giuseppe che voleva fare una dichiarazione spontanea. Se è presente gli possiamo dare la parola. L'Aquila, c'è Casamonica Giuseppe? Signor Presidente, la Cosenza. Sto chiedendo se è presente l'imputato all'Aquila? Sì, è presente, signor Presidente. Prego, allora, aveva chiesto la parola per fare una spontanea dichiarazione? Sì, esatto. Prego. Signor Presidente, illustrissimo Tribunale, buongiorno. In merito alla vicenda in cui il Bonilauri Fabio e la mamma si recò in vicolo di Portafurba a casa di Casamonica Massimiliano, io ero seduto fuori casa mia e in quella circostanza, quando il Bonilauri e la mamma sono saliti a casa di Massimiliano, io non c'ero e non ci sono mai salito quella mattina, lo giuro sui miei figli. Quando sono usciti da casa di Massimiliano, la mamma di Bonilauri voleva un bicchiere d'acqua per prendere una pillola. Lo giuro sui miei figli, io sono andata a casa Emilia e gli ho preso un bicchiere con l'acqua. La casa mia e quella di Massimiliano sono attaccate. Il 12 novembre scorso Bonilauri Alessandro ha dichiarato che quella mattina la mamma e il fratello si erano recati a casa mia. Oggi Bonilauri Fabio ha dichiarato che si sono recati a casa di Casamonica Massimiliano. Il 12 novembre scorso Bonilauri Alessandro ha dichiarato che di questa vicenda lui non aveva mai parlato né con il fratello né con la mamma e né con nessuno e non sapeva assolutamente nulla di questa vicenda. Oggi Bonilauri Fabio ha dichiarato che il fratello Alessandro era al corrente di questa vicenda di vicolo di Portafurba, pertanto si sono contraddetti più volte tra uno e l'altro, in quanto il Bonilauri e l'Alessandro era a conoscenza di questa vicenda, ma l'ha sempre negata. Mercoledì 21 giugno 2017 sono stato al ristorante Snobby Fish e Fabio Bonilauri era la prima volta che lo vedevo e l'ho visto la seconda volta in vicolo di Portafurba con la mamma quando è andato da Massimiliano, ma dentro quella casa, in quella circostanza, io ero fuori seduto davanti a casa mia e quando sono usciti io sono andato a casa mia e gli ho preso un bicchiere d'acqua per la mamma. Va bene, questo già l'ha detto, no? Bonilauri Fabio, il 21 giugno su disposizione del magistrato di sorveglianza avevo il permesso premio. Spero che l'illustrissimo Tribunale invalidi l'attendibilità dei testi Bonilauri. Grazie e buon lavoro. Va bene, grazie. Allora c'era il test Lanzi, giusto? Facciamolo entrare. Scusi, signor Presidente della Cosenza. Prego. L'imputato Casamonica rinuncia parzialmente per colloquio familiare in videochiamata. Casamonica Pasquale? Sì, Casamonica Pasquale. Quindi rinuncia adesso parzialmente all'udienza, va bene. Ne diamo atto a verbale. Grazie. Allora, buonasera. Allora, si deve impegnare a dire la verità leggendo ad alta voce quella formula di giuramento che ha davanti a lei. Accende il microfono. Acceso. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, le sue generalità, come si chiama, dove è nato? Io mi chiamo Marco Lanzi e Sì. sono nato a Pescina il 2878. Bene. Prego, pubblico ministero. Buon pomeriggio, signor Lanzi. Senta, lei in che zona di Roma ha abitato in passato? Ho abitato nella zona Quadraro, esattamente a Via dei Levi, con la mia famiglia. Via? Via dei Levi. Non abbiamo capito, No, via. Via dei Levi. Le reti? Dei Levi. Leti. Per quanti anni ha abitato? Per 5 anni. In che periodo? Nel periodo dal 2005 al 2010.
Fino a quando ha abitato lì? C'è stato un evento che poi ha comportato che lei lasciasse quell'abitazione? Sì, la malattia di mio padre ha fatto sì che diciamo, entrambi i genitori, quindi mia madre e mio padre, prendessero la decisione di trasferirsi fuori da Roma, in un paesino in Abruzzo, quindi poi dopo un paio di anni mio padre è venuto a mancare, quindi è stata una necessità dovuta alla malattia di mio padre. Senta, lei in passato è stato arrestato? Sì, Dove è stato detenuto? sono stato detenuto al carcere circondariale di Teramo, Castrogno. Ricorda quando è che è stato arrestato? Sono stato arrestato il 9 marzo del 2013. È stato scarcerato? Sono stato scarcerato il 10 marzo del 2015. 15. E poi è andato direttamente, diciamo, fuori o ha avuto una misura alternativa? No, io ho avuto una misura alternativa. Sono stato volontario presso una fraternità che si chiama la Madonna dei Bisognosi, dove ho a tutt'oggi contatti e dove ho ripreso la mia vita dai sbagli precedenti del passato. Quindi quando è che poi, dopo l'arresto e i servizi sociali, è rientrato a Roma, se lo ricorda? Sì, sono rientrato a Roma nel gennaio-febbraio del 2016. Okay. Senta, lei poi in quel periodo ha trovato un lavoro, ha cercato un lavoro? Sì, io ho un'abilitazione professionale come noleggio conducente e in precedenza sono stato un dirigente di una compagnia aerea in aeroporto, però a causa della detenzione, non potendo più svolgere attività all'interno delle aree Schengen, ho dovuto per forza di cose adattarmi comunque sia a lavori di taxi e noleggio. Cioè ha fatto noleggio con conducente? Noleggio con conducente, sì. Ma è per conto di una società? Noleggio con conducente sono dei contratti a collaborazione a chiamata e poi successivamente ho avuto un contratto invece un po' più lungo in quanto l'azienda si occupava di trasporti per gli equipaggi, quindi io tramite l'azienda di noleggio conducente ero l'autista di riferimento del cambio equipaggi all'Italia. Naturalmente il Covid e anche altre cose hanno comportato poi la fine del lavoro. Senta, lei ha detto che ha vissuto nella zona Quadraro, conosce la sala giochi All In? Certo. L'ha mai frequentata? Certo. Lei aveva, insomma, era uno che giocava particolarmente o la frequentava di rado? Sì, purtroppo la mia ricaduta dopo l'esperienza della detenzione è dovuta proprio al gioco. È incredibile, dopo tante esperienze di vita, ricadere in questo, che forse era uno dei vizi che mancava rispetto a quello che è stata la mia vita passata. Senta. Eppure è successo questo. Ma giocava a qualcosa in particolare? Giocavo alle videolottery, Alle slot? alle slot machine. Ok. E quindi, mi scusi se ho capito bene, dalle sue risposte era una vera e propria forma di ludopatia? Sì, assolutamente. Senta, e in quel periodo in cui lei svolgeva diciamo, il lavoro di noleggio con conducente, ha avuto dei problemi a causa di questa sua ludopatia col lavoro? Certo. Può spiegare al Tribunale che tipo di problemi ha avuto? I problemi che ho avuto è che io a fine della giornata avevo gli incassi delle vetture, a volte anche di diverse vetture, non soltanto della mia, e purtroppo mi sono trovato in alcuni casi a spendere tutto quello che avevo negli incassi. Normale che facendo poi successivamente un percorso una persona rivive e si rende conto di quello che è stato, però in quel momento
non mi rendevo conto solamente quando i soldi erano finiti e quando le difficoltà si facevano imminenti. E forse è proprio per questo che a volte sono ricorso comunque sia ad aiuti. Senta, ricorda in particolare un giorno in particolare che le ha detto ho perso tutto l'incasso, ricorda un giorno in particolare quando è avvenuto, la somma che aveva perso, quanto ammontava? Ma il giorno onestamente in questo momento non lo ricordo, ricordo perfettamente che persi in pochissimo tempo 600 euro che erano di un incasso che io dovevo comunque corrispondere a breve tempo perché dovevo depositare, quindi ho avuto questa difficoltà. Perché lei ha dichiarato quando è stato sentito dai Carabinieri Sì. il 3 agosto 2018, verso luglio 2017, quindi mi Sì. giocai l'intero incasso di 2 giornate lavorative, pari ad euro 1800. Sì, questa è un'altra cosa, vede. Io mi Infatti riferivo. me l'ho dimenticato. Sì. Quindi praticamente lei perdeva soldi che non Sì, erano... ma questo è un incasso di 2 giorni, io di dicevo 2 giorni. in un'ora 600, è successo anche quello, certo. Quindi lei praticamente perdeva soldi che non erano suoi, cioè erano quelli che incassava e che doveva poi versare alla Certo, società. io avevo naturalmente quando si ha un contratto con diciamo a chiamata il lavoro del noleggio funziona che c'è una divisione di quello che è la corsa. Senta, signor Ranzi, lei prima stava dicendo, proprio per questo poi ho dovuto chiedere degli aiuti, con particolare riferimento a questo episodio, quindi nel luglio 2017, quando lei perde 1.800 euro. Ricorda se ha fatto ricorso ad aiuti e, in caso affermativo, a chi si è rivolto? Io diciamo che poi conoscendo le persone ho capito insomma che l'Olin, appunto la sala dove si giocava, era frequentata anche da persone che io conoscevo a quei periodi soltanto i nomi e mi sembra di aver dichiarato che chiesi l'aiuto a Simone. A Simone chi è? Simone è Consiglio, Casamonica? Casamone, Come lo aveva conosciuto? all'interno dell'Olin. Ma gli ha presentato qualcuno in particolare? No, le conoscenze lì avvenivano all'interno della sala o all'esterno, comunque poi nel momento in cui perdevi magari venivi affiancato Perché lei ha dichiarato per il tramite di Casamonica Guerrino, il vecchio del Quadraro, Sì, sì. che già conoscevo poiché abitavamo nella stessa zona prima del mio arresto, conobbi Casamonica Consiglio. Sì, l'ho conosciuto però all'interno della sala di Olin. Ma gli ha Sì, il Casamonica Guerrino, ho detto il vecchio, Sì. era una conoscenza avvenuta nella vita precedente che io ritrovo nel febbraio 2016 e che Ecco, e in questa circostanza che lei aveva bisogno di 1.800 euro, si rivolge al Consiglio mi rivolgo al Consiglio. e glieli dà, ci racconti un po'. Io ho detto questa cosa, non male che è andata così come succede per quanto riguarda il gioco. Io ho avuto questa difficoltà e ho preso questo denaro, mi è stato dato un aiuto in un momento difficile. Come ho dichiarato anche ai Carabinieri, questa è una cosa che io ricordo e a coscienza devo dire, non mi è stato a me imposto in quel momento una somma di rimborso o un tasso. Sì, però aspetti, io prima vorrei capire se glieli ha dati, come glieli ha dati, quando glieli ha dati, dove glieli ha dati. Poi vediamo quali erano le Mi è condizioni. stata data in più volte, mi sembra una parte, adesso dottore non vorrei sbagliare, mi è stata data in più volte la cosa, ma adesso l'importo è quello di 1.800, ma la cosa importante è che comunque il peso poi è cominciato a essere notevole. Ma scusi, ma lei l'incasso non lo doveva versare, ogni quanto tempo lo versava? Poteva essere versato il giorno dopo o dopo 2 giorni, dopo lei, 3 giorni. lei aveva già l'incasso di 2 giorni e se l'era giocato. Sì. Quindi
aveva bisogno di 1.800 Certo. euro in un'unica soluzione. Quindi facciamo interrogare. Sì. Li ha dati in un'unica soluzione? Allora, mi sembra che questa di 1.800, ripeto, non voglio sbagliare perché tante cose quando si vive, mi sembra di sì, che mi sia stata data un'unica soluzione. E dove? All'interno dell'Olin. In contanti o con Contanti. In contanti. Con riferimento al luogo in cui le furono consegnate queste somme, lei ha dichiarato, il verbale è sempre quello, consiglio Simone acconsentì e insieme ci recammo nei pressi della sua abitazione dove prelevò il denaro contante. Sì, vabbè, io intendevo, ma è lì, dottore, sono 50 metri, Sì. È lì. No, quello che interessa a me, dico, quindi lui aveva 1.800 euro in contanti a casa, li prende e glieli dà. Sì. Allora, vediamo un po', le condizioni per la restituzione di questo prestito quali erano? Come stavo dicendo, su questo fronte qua, come ho dichiarato ai carabinieri, a me in quel momento non mi è stata data un impegno su una somma che io già sapevo che dovevo ridare. È stato dato un tempo che io entro la settimana dovevo restituire questi soldi. Si è creato il discorso, io facevo un lavoro, ripeto, da noleggio conducente, quindi lui ha ben pensato che potevo restituirli in pochi giorni. Ma doveva restituire la stessa somma che riceveva o una somma maggiore? Ecco, lì c'è stata una, tra virgolette, come ripeto, già ho dichiarato, non mi è stato detto di dare una somma in più, ma era come se fosse scontato che ci doveva essere un qualcosa di più. Non mi è stato mai detto frontalmente mi devi dare a fronte di 1.800 3.000, però allo stesso tempo venivo messo in condizioni di essere, dovevo passare per forza lì da loro, dovevo farmi vedere perché magari pensavano che io andassi via. Senta, non le è stato detto, mi faccio capire, non le è stato detto che doveva dare qualcosa in più o non le è stato detto quanto doveva dare? Non mi è stato detto quanto, quindi però mi hanno lasciato intendere che comunque sia... E ricorda l'espressione utilizzata da Consiglio? L'espressione è io credo che ci sono anche delle intercettazioni, io sono stato comunque minacciato nella persona di Spada Ottavio. Sì, adesso ci arriviamo. Io volevo sapere quando Casamonica Consiglio le faceva capire che doveva dare qualcosa in più, anche se non lo quantificava. Sì. Utilizzava un'espressione particolare che lei ricordi? Dottore, no, sono Perché talmente lei ha tante dichiarato... Sì? Consiglio mi pose delle condizioni, in particolare mi disse che avrei dovuto restituire tale somma in 3 rate da euro 600, Ecco perché 600, da sì. estinguere nell'arco dei successivi 3 mesi, e in aggiunta gli avrei dovuto fare un regalo di natura economica non ben precisato. Confermo Siccome questo. di questo regalo si parla pure nelle intercettazioni, Confermo esattamente questo, per questo mi confondevo con il discorso di 600 l'incasso, mentre era 6, 12, 18 e poi questo Quindi eventuale erano regalo. 600, 600 in 3 mesi più un regalo. Sì. Lei di questa somma quanto ha restituito? Ho restituito tutto. È sicuro? È proprio lì che stanno le difficoltà, perché io non avendo poi la possibilità di restituire immediatamente sono cominciate queste telefonate minatorie, queste situazioni che poi sono emerse dalla registrazione. Allora andiamo per ordine. La prima rata lei la restituisce? Mi sembra di sì. La prima sì. Poi inizia ad avere problemi? Comincio ad avere problemi. E in totale ricorda quanto ha restituito in tutto? Dottore, questo non lo ricordo. Perché ha dichiarato? Mi dica, perché ci sono tante le cose. In totale di aver restituito 1.200 euro più poi 50 per la post pay, ma poi vedremo, Sì, a fronte di 1.800. sì, Quindi lei è in difficoltà e non riesce a restituire tutto. sì, Non solo il regalo, neanche il capitale, diciamo. certo. Ok. E a questo punto stava dicendo
Che succede? A questo punto ci sono queste telefonate che comunque sia venivano da una persona come emerge dalle intercettazioni, che era Ottavio, mi sembra Spada Ottavio, il quale mi minaccia, diciamo, di spararmi alle gambe per questa somma. Però aspetti un Perché attimo. lui rivendicava anche, tra l'altro, una somma in passato dovuta a un mio precedente debito prima della detenzione, ma che io assolutamente non ricordavo di aver avuto, di aver che fatto debito per allora? questa persona. Quindi, tra l'altro, anche forse proprio perché stando al telefono doveva inventare il modo per cercare, insomma, di mettermi paura. Questo è il Ecco, punto. allora apriamo questa parentesi. Il debito con Spada Ottavio, lei che tipo di rapporti aveva avuto in passato con Spada Ottavio prima di essere arrestato? Sempre su un discorso di quella zona del Quadraro, e sempre tramite qualcuno che adesso non ricordo, ma comunque loro erano presenti nella zona, quindi erano conosciuti un po' da tutti. Non era l'errore è quello di... Sì, L'errore è molto semplice, quello che si fa di pensare che una persona non nasce, non vede dove c'è l'indole cattiva nell'altro. Forse la mia educazione è quella che mi pongo anche sempre nell'altro. Non voglio dire che, insomma, potevano essere tutte persone che potevi riconoscere criminali o delinquenti. Quindi magari a volte si pensava anche a un discorso, un rapporto di amicizia, che poi naturalmente si scoprirà che non è così. sì, ma scusi, signor Ranzi, il discorso è questo. Lei ha detto: io ho chiesto un prestito a Casa Monica Consiglio nel luglio 2017 e ne abbiamo parlato e ci torneremo. Sì. Vorrei sapere il credito che vantava nei suoi confronti Spada Ottavio, Sì. a cosa era riconducibile? Allora, io ho avuto un passato dove ho fatto uso di sostanze stupefacenti. E prima della detenzione questo Spada Ottavio diceva che io dovevo a lui dei soldi. Adesso non ricordo se io poi nelle dichiarazioni ho inserito, ripeto, sono tante le cose, comunque nella telefonata per i soldi di Consiglio, Spada Ottavio mi minacciava Sì, aspetti. di spararmi perché vantava anche lui una somma prima della detenzione. Ecco, ma questa somma esattamente a quanto ammontava? 600 euro. Voleva 600 euro. Sì. Ma il suo credito per la cessione della cocaina pre-detenzione sua, diciamo, a quanto ammontava? Se lo ricorda? Io adesso non ricordo esattamente e non ricordo sinceramente se c'era stato proprio con lui tutto questo debito. Le posso confermare? Allora, l'aiuto Sì. a fare mente interrogare. Ricorda dove se lei ha mai acquistato sostanze stupefacenti da Spada Ottavio e se sì, dove? Santa Maria Ausiliatrice, Santa Maria Auxiliatrice, che è dove? quartiere prima del Quadraro, diciamo presso la banca, dove è la Banca d'Italia. Cioè sempre sulla Tuscolana? Certo, via Tuscolana, una traversa di via Tuscolana. Ok. Dove è avvenuto questa cessione? Veniva in un bar. In un bar, quindi in via Santa Maria Ausiliatrice. Certo. Ok. Lei ricorda il credito che Spada Ottavio vantava nei suoi confronti per queste cessioni? Ma non, è un credito inventato per avvalorare ancora di più la tesi del Consiglio, ma è normale che mi chiedeva soldi fuori dalla norma, non era assolutamente cioè questo. gli chiedeva una Sì. somma abnorme, ma la somma invece che lei gli doveva dare davvero Ma quanto? non so se era 50 euro, non ricordo del genere. Perché non lei ha ricordo. detto Sì? di aver contratto nell'anno 2012 un debito di 100 euro. Poi lei viene arrestato, conferma intanto? Certo che confermo. Poi lei viene arrestato Sì, nel ne ha 2000, chiesti 600. viene scarcerato nel 2016 Sì. e quando è che lo rivede e gliene chiede 600? Il periodo del luglio, subito dopo questa situazione che è successa del
dell'incasso. Anche in precedenza ero stato avvertito sempre da Guerino, l'anziano, che Padre Ottavio voleva questo denaro. Da Guerino il vecchio? Sì. Il vecchio del Quadraro. Lei stava dicendo prima di aver ricevuto minacce esplicite da Spada Ottavio per la restituzione. Cioè, cosa gli ha detto esattamente? Le minacce sono una registrazione dove io poi tra l'altro sono stato anche chiamato dai carabinieri per questo, dove è chiaro che lui mi minacciava di volermi sparare alle gambe. Gli ha detto, ha cominciato a contattarmi telefonicamente minacciandomi più volte, dicendo che mi avrebbe sparato alle gambe se non gli avessi dato i 600 euro, quindi più volte è avvenuto questo. Sì. Conferma? Le dico anche quanto, sono le chiamate WhatsApp, sono rimaste nella memoria, 70 chiamate. Come? 70 chiamate. Da parte di Ottavio? Sì. Senta, che lei sappia, Ottavio ha un soprannome? Lei come lo chiamava? Cicillo. Cicillo. Facciamo un passo indietro, torniamo a Casamonica Consiglio. Quindi lei ha detto di aver contratto questo debito nel luglio del 2017, di averne pagati 2/3, sostanzialmente 1.200, di essere stato tempestato di chiamate per la restituzione delle somme. Vorrei sapere, sia pure per interposta persona, ha ricevuto minacce da Casamonica Consiglio per la restituzione di queste somme? No. Perché lei ha dichiarato in 2 diversi verbali. Il primo è quello del 3 agosto 2018. Verso la metà di giugno, quindi, corrente anno, quindi giugno 2018, Guerino Casamonica, per intenderci il vecchio del Quadraro. Ah sì, certo, mi ha avvertito. Cosa gli ha detto? Certo. Credo che è stato forse il momento dove lui stesso ha capito che la situazione era degenerata, un po' per il nervoso, un po' per quello che lui sapeva, e mi ha avvertito di non recarmi all'interno dell'Olin perché mi avrebbero fatto il cappio. Mi avrebbe fatto il cappio chi? Qualcuno, evidentemente di loro. Perché lei ha dichiarato, guardi. Sì? Forse lo stesso Consiglio. Sì, aspetti, adesso le leggo quello che ha detto, mi dice se lo confermo. Il vecchio del Quadraro, poiché aveva sentito parlare Simone del fatto che era intenzionato, quindi Simone era intenzionato ad aggredirmi fisicamente allorquando non avessi estinto il debito, mi avvertì di tale intenzione, invitandomi contestualmente a non farmi vedere al vicolo di Porta Pura. Questo è il verbale del 3 agosto 2018. Il 12 agosto viene risentito e aggiunge: preciso che in quella circostanza Guerino mi ha avvertito che se fossi passato da lì mi avrebbero fatto il cappio, lasciandomi intendere che tali minacce non avvenivano da parte del solo Consiglio, ma anche da parte di Spada Ottavio. Conferma questa dichiarazione? Sì. Senta, ricorda se poi lei... Tra l'altro nell'utenza del Guerino il vecchio, che non so se è stata messa sotto controllo, queste dichiarazioni, perché io poi in un momento di... Posso... Sì, no, sto cercando di sentirla perché non la sento benissimo. Invece ero intenzionato a recarmi, e quindi invece ci fu anche una telefonata dove venni avvertito. E qui non è da che... chi venne avvertito? Da Guerino, sempre il vecchio. Quindi scusi, lei era intenzionata a recarsi al vicolo di Portafurba? Ho capito bene? E quindi Guerino invece l'avvisò? Mi ha avvertito. Questa è stata semplicemente una... che le devo dire? Uno spirito... Mi ha voluto salvare, questo devo dirlo, anche perché c'è stato il riscontro che mi aspettavano. Il riscontro c'è stato perché mi sono arrivate insomma le notizie poi in quelle ore, in quei giorni, dove stavano comunque sia... Mi avrebbero fatto apposto questo cappio. Adesso, detto il cappio, se mi avessero messo una corda al collo, se mi sparano, questo non lo so, però qualche problema c'era. Insomma, lei si è spaventato? Certo. Senta... No, non è che sono spaventato. Io ho ricominciato la mia attività, avevo ricominciato la mia attività, e il 28 di febbraio purtroppo stavo svolgendo insomma la mia attività all'aeroporto
e ho avuto delle minacce, mi sono rivolto subito alla polizia dell'aeroporto, sono intervenuti, ma io ho dovuto poi semplicemente fare una denuncia contro ignoti, ma è stato affisso un cartello, forse è stato qualcuno che ha ben pensato di consigliare. Sono stati visti anche due personaggi che comunque erano vicini a loro e Vabbè, adesso insomma, mi poi è segue- intervenuto il Covid, però comunque l'azienda, vedendo che io ho avuto questo problema, perché poi ho dovuto dichiarare lì, forse sono stato minacciato per questo motivo, perché sarò chiamato come testimone per questo processo, e quindi io ho detto, non tutto, ma ho detto in parte anche al datore di lavoro, che naturalmente ha ben pensato di dirmi adesso che ha paura perché non vuole avere, insomma, problemi che magari possono rompere le macchine, e quindi ci si ritrova anche un pochettino così. A casa in Abruzzo non posso andare perché mia madre è anziana. Ma non ho Insomma, capito, è stato licenziato? un po' di situazione. Non ho capito. Licenziato non perché diciamo che è intervenuto il Covid a salvare queste situazioni, ma a grandi linee era questa la decisione. Senta, restiamo alle somme che le chiedeva Casamonica Consiglio. Ricorda se lei, per non incontrarlo, ha fatto ricorso a un escamotage? Io ho fatto ricorso a escamotage con le post pay. Sì, può spiegare al Tribunale questo discorso della post pay? Beh, io ho fatto aprire, diciamo, questa post pay a mio nome e, tra virgolette, sono stato un pochettino, era l'unico modo per cercare di prendere tempo, e quindi magari se potevano utilizzare la carta per fare delle ricariche. In un'altra situazione, non sapendo fare l'apertura della post pay, ho aiutato Consiglio Simone ad aprire le post pay. Insomma, mi adoperavo per cercare di prendere tempo. Senta, ma questa post pay l'ha attivata Casamonica Consiglio? Mi sembra di sì, E i soldi per riattivarla chi gliel'ha dati? mi sembra io. Come gliel'ha dati? Si ricorda come ha fatto? No, dottore, non ricordo. Che lei ha dichiarato, verbale del 3 agosto 2018, pur di fare riattivare la carta postpay, gli lasciai in busta chiusa una banconota da 50 euro, consegnandola a tale Roberto, che lavora presso il bar che si trova all'angolo fra via Tuscolana. Sì, come no. Sì, vero. Quindi ai 1.200 al bar all'angolo si sommano questi Sì. Poi ha mai fatto addebiti e versamenti su questa post pay lei? Non ricordo, perché poi nei post pay ne ho aperti in quel momento alcune che mi servivano per prendere tempo, perché loro magari non avendo la possibilità di aprirle. No, ci spiega meglio questo passaggio? Non ho capito bene. In che senso l'aprire la posta pay le serviva per prendere tempo? Qual era l'escamotage? Mi faccia capire meglio. Perché magari per aprire la post pay e fare l'apertura proprio, diciamo, iniziale della carta, bisogna recarsi all'ufficio postale, fare magari magari non sapeva come fare, e quindi io dicevo vabbè, vengo, faccio io l'apertura della post pay, vado domani. Insomma, Presidente, qua la cosa era di prendere giorni su giorni, perché magari il giorno dopo poteva essere un giorno che avevi problemi, quindi per me prendere un giorno era importante, ecco. Quindi era un modo per cercare di rinviare. Ma e anche di non incontrarlo? Anche. Senta, ma Casamonica Consiglio le ha mai mandato le foto della post pay, di un suo documento di identità per consentire di farli poi? Ricorda che lei li ha esibiti ai carabinieri quando, perché si dà atto a verbale, nel verbale del 3 agosto. Ho ancora tutto memorizzato, sì. Nel verbale del 3 agosto si dà atto che lei esibisce 2 foto estravolate dal cellulare, raffigurante una carta post pay e l'altra raffigurante la tessera sanitaria con codice fiscale intestata a Casamonica Consiglio, nato a Roma il 9 gennaio 75. Sì. Conferma? Confermo sì, anche perché nel momento in cui sono stato interrogato il mio telefono è stato comunque sia visionato e è normale, io ho fatto presente quello che c'era. Senta, lei ha dichiarato
ricorda, se se lo ricorda, quando è che Casamonica Consiglio le invia la foto della PostPay? Il giorno, se se lo ricorda. Luglio. Era il 22 giugno 2018. Beh, sì, Conferma? confermo, sì. Poi lui il 17 agosto verrà Sì. arrestato. E in quell'arco temporale intermedio, quindi 22 giugno, 17 agosto, Sì. lei ha mai effettuato ricariche? Prima ha detto non ricordo, facciami interrogare, altrimenti le leggo una dichiarazione che lei ha reso. Me la lega. Non se lo ricorda perché non si ricorda proprio niente? Se ha fatto versamenti o meno? Ma io mi sembra di sì, mi sembra di aver fatto qualche versamento da me, ma per prendere tempo forse qualche versamento è stato fatto. Perché Ma lei ha dichiarato. c'è una cosa che devo dire, perché io il discorso della PostPay l'ho usata anche con un'altra persona che è sempre di Casamonica, che era Nando Casamonica. E poi ci Io arriviamo. ho già dichiarato, io ho avuto molti più problemi con Nando per quanto riguarda questo tipo di discorso di ricarica PostPay, quindi non ricordo bene il discorso con Simone Consiglio. Simone Consiglio era per l'apertura della PostPay sicuramente per prendere dei giorni perché non potevo pagare. Senta, Quindi non ricordo se i versamenti fu a Consiglio o a Nando Casamonica. lei ha Comunque ho dichiarato effettuato sicuramente delle ricariche. sulla predetta PostPay, quella di Consiglio, quindi preciso di non avere mai effettuato alcuna ricarica, e ciò ha portato Casamonica Consiglio a tempestarmi di chiamate telefoniche anche per il tramite dell'applicativo WhatsApp, alle quali volutamente non rispondevo. Effettivamente risultano numerosissime chiamate sì. in quell'arco temporale. Sì. Infatti mi è stato anche chiesto, quando fu interrogato dai carabinieri, che con quella linea telefonica mi chiamava il Luciano, mentre invece era Simone Consiglio che chiamava con il cellulare credo del fratello. Senta, ed è mai stato chiamato da altri familiari di Casamonica Consiglio? Oltre... Sì, Da sono chi? chiamato dalla sorella, che è detta Romina, Come si chiama? ma io la conoscevo come Romina, E per quale motivo l'ha chiamata? perché voleva prendere una macchina a noleggio. È normale che la macchina a noleggio che voleva prendere era per poi, insomma, non lo so, voleva prendere la macchina a noleggio Ma sempre e in io quel potevo aiutarla a prenderla. Sempre Ma in quel periodo? in quel periodo, sì. L'ho vista come una cosa che la macchina non sarebbe più rientrata al noleggio, e quindi ho cercato di sviare anche lì per tutto il mese di luglio. E non è stato facile, anche perché pure lì avevo diverse telefonate. Senta, ma in quel periodo in cui lei vorrei sapere, in quel periodo in cui lei riceveva chiamate da Consiglio, da Ciccillo, ha avuto dei timori o no? Io ho sbagliato. Ho Cioè? sbagliato a non rivolgermi prima. E A ho chi? sbagliato A chi? a non rivolgermi ai carabinieri. Ho sbagliato a non confidare questa cosa con la mia famiglia, perché era palese che ormai, insomma, la situazione era abbastanza grave, no? Che ero vittima di tante situazioni. Io devo anche dire che la mia, se il dottore mi permette, la mia sicurezza personale anche adesso è a rischio, nel momento in cui esco da qui. E questo è nel momento in cui esco da qui. Aspetta, non ho capito Nel bene. momento in cui esco dall'aula. Quindi che vuole dire con questo? Perché
ci sono tante altre persone della loro famiglia che sono liberi e possono affiancare ancora persone. Ma la domanda del commissario aveva chiesto se lei aveva avuto paura, Certo, e quindi la sua risposta sì. qual è? Beh, timore di una qualche ritorsione. Quindi sì, la sua risposta Certo, è sì. assolutamente sì. Ma aveva paura solo di Consiglio e di Spadottario o aveva paura di qualcos'altro? Ma in questo momento semplicemente è chiaro che le difficoltà ci saranno successivamente. No, io le parlo dell'epoca, 2 anni fa. Dell'epoca? Eh. Dell'epoca, per come era la mia situazione, ero sotto scacco di quelli che erano i miei debiti. No, Certo che le avevo spiego. paura, Le però spiego. Sì, però le ha chiesto di chi aveva paura? Di ma chi in o di generale, principalmente dei due, no? Che erano Consiglio e Spada. E poi? Principalmente e poi? Spada? Ma- Tende Spada Ottavio? Sì, Guardi, ma anche perché c'è delle dichiarazioni fatte al telefono dove c'è un riscontro, dove vengo minacciato, non è che potevo, cioè, si capisce chiaro insomma la minaccia, e anche la parte precedente abbiamo ripercorso di essere avvertito, sono stato avvertito e le cose potevano finire drammaticamente, è inutile girarci intorno, come magari possono essere finite per altri. guardi, le spiego il senso della domanda, perché lei ha reso questa dichiarazione, io le leggo la prima parte che vale come contestazione e vorrei che poi lei ce la spiegasse. Lei dice: tengo a sottolineare che il contesto in cui si svolgono i fatti di per sé ingenerano in me il timore di ritorsione. Certo. Allora, che vuol dire il contesto in cui si svolgono i fatti? Ma il contesto è chiaro, è un discorso che loro comunque erano, adesso il processo verte su un discorso, io posso parlare che era una famiglia un po' tutti uniti, quindi non è che poteva avere paura soltanto di uno, ma di tutti. E questo è chiaro, non bisogna, non mi nascondo a dirlo. Poi se devo essere poi esplicito dico che anche adesso le situazioni non sono così chiare. Purtroppo Adesso ci arriviamo, aspetti, guardi, abbia fiducia nelle mie domande, cercherò di non tralasciare nulla. Lei ricorda che quando lei è stato sentito 2 volte, la prima volta il 3 agosto del 2018, poi l'11 agosto viene contattato dal capitano Lo Iacono per essere sentito nuovamente, Certo. per fornire. E questa conversazione è stata intercettata, lo dico per il verbale, il RIT il 415718, il progressivo 9264, Sì. ore 12:27 dell'11 agosto 2018. Allora lei in questa circostanza, vuole che glielo ridica? Sì, sì, grazie, scusi. Allora, il RIT è il 4157 del 2018, Sì? il progressivo è il 9264. Ok. Quindi gli interlocutori sono il signor Lanzi e il capitano Lo Iacono che lo sta chiamando. Lei in questa circostanza esprime molto timore. Se la ricorda questa... A un certo punto dice: è normale che possono avere uno spunto di vendetta. Io vivo con la mia compagna che è zona morena. certo. Devo camminare con la macchina, con queste persone si rischia. Sì, E col capitano Lo Iacono che lo chiama per convocarlo. sì, confermo. Se lo ricorda il timore di quel giorno? Ma non solo che lo confermo, posso anche ribadire che la situazione che poi si è creata in quel periodo ha fatto sì che comunque ho avuto la separazione con la donna con cui convivevo. Ha avuto, mi scusi? Ci siamo insomma separati è finita questa relazione proprio perché convocato a Frascati dal comandante io non
non ho potuto esimermi dal comunicare a lei e anche, insomma, alla sua famiglia che avevo di questi problemi. Era chiaro che si stava rischiando. È quella che abitava la zona Morena? Sì. E quindi, mi scusi se faccio domande personali, Sì. Cioè, vi siete separati o è stato lasciato? Ma alla fine non ci si riusciva, quindi un pomeriggio rientrando a casa dove convivevamo ho trovato sia la mamma che il papà di lei e giustamente ad oggi, dico, la mamma parlando mi ha detto cercate di, insomma, finisce qui questa cosa perché in un momento delicato e insomma io mi ero anche confidato con la mamma della mia compagna, quindi Cioè, sono stato lasciato, cioè io vivevo. Vabbè, è stato lasciato da tutta la famiglia, mi pare di capire. Non solo dalla fidanzata. Ma vorrei capire, in questa circostanza i suoi suoceri, tra virgolette, hanno fatto riferimento alle dichiarazioni che lei aveva reso, cioè alle dichiarazioni che lei aveva reso ai carabinieri? No, io ho informato. Lei ha informato, ma quando sua suocera, io uso questa espressione solo per farci capire, le dice guarda c'è questa situazione, come ha detto lei, cercate di... Dica lei cosa ha detto, perché io non c'ero. No, io ho semplicemente detto che quello che era la verità, che avevo queste difficoltà economiche enormi e che comunque per passato anche la ragazza con cui convivevo aveva avuto problemi di droga negli anni precedenti. Però mi perdoni, mi era parso di capire dalle sue dichiarazioni precedenti che lei in questa occasione aveva anche detto sono stato convocato dai carabinieri e ho detto quello che ho dovuto dire su queste persone. Certo. Però a prescindere da questo è stato, io ho parlato con i genitori della mia compagna e con lei il 2 ottobre alle 14:30, io il 2 ottobre alle 18:30 ero già in Abruzzo e prendendomi la responsabilità che dovevo andare via da Roma perché rischiavo delle ritorsioni, delle minacce. Cioè quindi lei proprio è scappato via da Roma a ottobre 2018? Sì. E sto ancora scappando. Senta, lei chi altro conosce della famiglia Casamonica? Abbiamo detto, quindi, Consiglio, Casamonica, Simone, ha detto Simone, Spada Ottavio, ha detto Ciccillo. Ho avuto modo di conoscere tanti. Chi conosce anche di vista, siccome prima ha detto poi sono della zona, si sa chi sono, lei chi conosce pure di vista? Ma di vista tutta la famiglia che abitava sia in zona Quadraro sia alla cosiddetta Salitella dove c'erano le abitazioni che poi sono state... Ecco, in zona Quadraro chi conosce per esempio? In zona Quadraro c'era Consiglio Simone, c'era la sorella, c'era il fratello Luciano, c'erano... Però lei, mi scusi, prima le ho fatto la contestazione, ha detto Consiglio, siamo andati a prendere i soldi a casa sua a Porta Furba. Perché io intendevo i soldi a Raulin perché era fuori casa sua, quindi per me era la stessa cosa. No, ma io mi riferisco alla Salitella del Quadraro. Alla Salitella. Beh, alla Salitella c'era il vecchio, Guerino. Casamonica, Salvatore detto Andrea, lei lo conosce? Certo. E come lo conosce? L'ho conosciuto in occasione di una volta che andai a prendere Guerino, detto il vecchio, e anche perché in passato avevo saputo che questa compagna con cui io vivevo lo aveva conosciuto. Lei sa che tipo di attività facesse questo signore, Casamonica detto Andrea?
Direttamente no, ma posso immaginare, insomma. No, perché lei, mi scusi, il 26 aprile 2017 è stato arrestato Sì. con 13 grammi di hashish. Sì, di hashish. Ma- Dove li aveva presi? Allora, io sono stato fermato in uscita dalla Salitella, però l'hashish con onestà non veniva da là. Era il giorno di San Marco, ricordo bene, il 25 aprile, e avevo io acquistato hashish a parte, era un acquisto non avvenuto lì. Però, Posso... prego, perché Quindi, cioè quel giorno è stato ripreso da una telecamera sì, che l'hanno notato scendere da una Suzuki Alto, Esatto. che è la sua macchina. che era la macchina della mia compagna. Comunque il conducente era lei. Il conducente ero io. Eh. In quel giorno sì, nei giorni precedenti e nei mesi precedenti non ero io. Evidentemente la macchina era sottoposta a controllo. No, e il giorno proprio che è stato arrestato. il giorno che sono stato fermato sì, c'ero io. Allora, è stato notato giungere nel piazzale antistante l'abitazione ubicata in via Quadraro 110, dopo aver parcheggiato, sto leggendo la notazione dell'APG, dal suddetto veicolo scendeva il conducente, che quindi mi conferma, che subito si recava nell'abitazione di Casa Monica Salvatore, detto Andrea. Sì, ma io l'ho già specificato questo, che l'abitazione non era di Salvatore Casamonica, ma era di Guerino, il vecchio. Quindi dal vecchio è andato quel giorno? Sì. Ah, ok, abbiamo capito chi è il vecchio allora. No, Hai capito. Senta, in quell'occasione sì. i figli di Giuseppe Casamonica, anche se di vista li conosce? Di Portafurba? Sì. Il figlio, uno. L'altro ecco. forse era più piccolo. Come quello che conosce lei, come si chiama? Guerino. Qualche fratello lo conosce? Qualche? Fratello. Dicevo, mi sembrava che fossero due, però non ne sono sicuro. Lei ha detto tale Rocky, tale Balù. Ma no, ma quelli sono altri. Da- Il Rocky l'ho conosciuto di nome, in quanto è stato accusato da una persona che io anche conosco e che comunque sta testimoniando questa cosa, perché aveva aggredito, e c'è un processo in corso. E chi era questa La persona? persona aggredita si chiama Fabio Supplizzi, un ragazzo che io conosco e che è stato invitato dalle forze dell'ordine a usare una telecamera e un microfono. Si è recato da tale Rocky, ecco perché poi il nome lo conosco, di Rocky, il quale ha fatto un'estorsione nei confronti di questo tale Fabio Supplizzi. E Balù lo conosce? Sì, l'ho visto, Ma tutti questi dove li vedeva? tutti a Portafurba A Portafurba. e a Olin, Quindi alla sala alla giochi. sala. Sì. Stava dicendo quindi i rapporti con Casamonica Luciano, lei lo conosce Luciano? Come l'ho già riferito ai carabinieri, io l'unica cosa che mi è stata chiesta, perché venivo chiamato con il cellulare da parte di Simone, però comunicazioni con il Luciano no, però l'ho visto, sapevo chi era. E poi stava parlando di Casamonica Nando, chi è? Ma credo fosse un parente di questo Salvatore. Poi loro sono talmente tanti che a volte riuscire a mettere insieme perfettamente, insomma, la parentela non è semplice. Salvatore detto Andrea? Sì. Mi confondevo prima perché io avevo chiesto un aiuto anche a questo Nando,
e effettuavo delle ricariche post pay, però come ho già rilasciato ai carabinieri anche in questa occasione non mi è stato chiesto denaro in più rispetto a quello che era stato l'aiuto, però allo stesso tempo sapeva quello che era il mio vizio, quindi il vizio del gioco e diciamo che insomma molto semplice poi cadere se si fa un appuntamento all'interno di una sala slot. Senta, il fratello di Casamonica è Salvatore detto Andrea. Sì. Lo conosce lei? Dottore, io dicevo prima, ho avuto modo di conoscerlo lì alla Salitella quando andavo a prendere Iverino il vecchio, e in più perché aveva avuto contatti con questa compagna con cui io convivevo. Quindi sì, lo conosco di vista. Lei come si chiama intanto? Come? Come si chiama? Questo fratello di Casamonica, Salvatore detto Andrea, come si chiama? Lei lo sa? Si fa chiamare Marco. Si fa chiamare Marco. E lei ha mai avuto contatti con questa persona? È mai stato contattato? No, ecco, non posso dare la sicurezza o la conferma, però sono stato affiancato, credo che era lui, e questo è successo poco tempo fa, e mi è stato chiesto che quali dichiarazioni io avessi reso alla caserma di Frascati. Ma questo quando è avvenuto? Questo è avvenuto a settembre. 2020? A settembre. E dove? In un bar di via Cesena, vicino Piazza Re di Roma. Cioè, lei è andato in questo bar ed è stato avvicinato da questo... Sì. E cosa gli ha detto esattamente? Quali erano le dichiarazioni che io avevo reso alla caserma di Frascati? E lei cosa ha fatto? E io ho usato quell'astuzia e quel modo che forse gli inferni che ho vissuto, la detenzione, mi hanno insegnato. Ho risposto semplicemente che ero stato chiamato per il problema delle post pay. Senta, ma prima lei ha mai ricevuto un SMS, una telefonata da questa persona? Cioè, aveva il numero in memoria? Sì, avevo ricevuto quando ero, perché io a ottobre sono andato in Abruzzo, poi all'8 di dicembre ho deciso di tornare al santuario e quindi sono stato di nuovo lì come volontario per 6 mesi per poi tornare ultimamente insomma a Roma, e il periodo di Natale, il 25 dicembre, ho ricevuto alcuni messaggi che nella memoria erano segnati con il nome di Marco. Si dice dal numero 351 099 1392 registrato come Marco Casamoni. Sì. Solo che era il primo gennaio 2019, non il 25 dicembre come ha detto lei. Ah, non era andata a Capodanno, insomma, scusate. era una festa di sì. E che voleva questo, si ricorda? Non ricordo la cosa del messaggio, però mi ha stupito il fatto di ricevere un messaggio, insomma, dopo diverso tempo da questa persona. Che lei ha detto che il testo di questo messaggio era: chi sei, non conosco il numero. Sì, esatto, era lui che faceva la domanda a me. Sì. Lei ha risposto a questo messaggio? No. Può spiegare per quale ragione? Perché, ripeto, come stavo dicendo, era molto strano che mi arrivava un messaggio del genere da questa persona. Come è strano che mi viene chiesto quello che io avevo, cioè non doveva neanche sapere che io ero stato chiamato per le dichiarazioni in caserma.
Ricorda se prima di questo messaggio aveva ricevuto una chiamata anche da questo numero? Forse anche una chiamata, sì. Perché nel verbale, che è Sì. quello del... Sì, ma io ho fatto presente questo, infatti. infatti Io tempestivamente dal santuario ho chiamato la caserma e ho fatto sempre presente ogni volta che ho avuto un sentore. Sì, ma io infatti ne volevo dare atto che lei, cioè i carabinieri, dice l'ufficio dà atto di prendere visione del telefono cellulare in uso ad Anzi Marco, dal quale si visualizzano nella sezione registro chiamate una chiamata d'ingresso senza risposta alle ore 23:25 del 1 gennaio 2010 Sì. e un SMS in ingresso alle successive 23:26 dall'utenza 351-099-1392 registrato in rubrica sotto il nome di MA.C, Sì, che esatto. sarebbe MA.C? Sta per Maità. 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 Quindi oltre che Marco è detto anche Maità. Sì. Senta, ma con questo Maità lei ha avuto rapporti, cioè le ha mai chiesto soldi per conto, No. per conto di qualcuno di questi? No, con lui no. Che lei dice preciso che solo con Guerino Casamonica, detto Marco, ha avuto rapporti legati al recupero di denaro vantato dallo zio Nandino, ossia Casamonica Nando. Ah, per questo sì, che ha il numero. Sì. Perché mi ha chiamato dicendo di fare le ricariche a Nando. Sì, è per questo che avevo il numero. Poi non ho avuto comunque contatti con lui diretti. Lui mi ha solamente detto che era il nipote e che se non comunque sia non facevo in tempo a pagare, a fare la ricarica allo zio, potevo darli a lui. Anche perché nel periodo di gioco era un continuo, tra l'altro, di ricariche e di... Senta, signor Lanzi, le faccio vedere un album fotografico che è quello che è stato esibito dai carabinieri. Sì. Vorrei sapere se lei riconosce qualcuno di questi signori. Uno a lui e uno al tribunale, grazie. Aspetti che non trovo più il riconoscimento. Allora, diamo atto che viene esibito al test un album fotografico composto da 25 fotografie, esibito dal pubblico ministero. Allora, Sono 25 foto. Sì, guardi queste foto, non guardi la leggenda finale. 25 fotografie. Prego, pubblico ministero. Sì, se ci dice, signor Ranzi, Sì. se riconosce qualcuno di questi signori. Simone Consiglio. Quale? Il primo, foto numero 1. Ok. Poi? Il secondo non lo conosco. Il terzo non lo conosco. Il quarto è Luciano, fratello di Simone. Il quinto non lo conosco. Il sesto non lo conosco. Il settimo è Romina, sorella di Simone. Sì. L'ottava non la conosco. La nona non la conosco. 10 non la conosco. La 11 la conosco ma non ricordo il nome. L'ho vista comunque. Lei ha dichiarato nel verbale del 3 agosto 2018, nella foto numero 11, riconosco questa donna quale moglie di Consiglio. Moglie, sì, la moglie. Moglie di Beh, non Consiglio? ricordo, Sì. sì. Andiamo avanti. La 12 no.
13 no. 14 Cicillo, Spada Ottavio. La 15 no. No. La 16 no. La 17 sì, mi sembra una donna che faceva parte sempre lì del vicolo, Portafurba. La 18 no. La 19 no. La 20 sì, è la zia di Spada, Ottavio. 21 no. 22 no. 23 no. 24 sì. Chi è? Nandino. Nando detto Nandino. 25 no. Senta, Un attimo diamo atto delle Sì. persone riconosciute come da leggenda. La foto numero 1 corrisponde a Casamonica Consiglio, la 4 Casamonica Luciano, la 11 Casamonica Dora, la 14 Spada Ottavio, la 17 Spada Cristina, la 20 Spada Celeste e la 24 Casamonica Nando. mi scusi, lei ha detto che il 2 ottobre, se ho capito bene, 2018 scappa via da Roma Sì. e ha parlato di timore di ritorsioni, ma per cosa? Dovuto a cosa? Forse l'ha già detto e mi sono distratto. No, ho semplicemente pensato che la situazione ma sono andato anche via perché era finito comunque un rapporto dove c'era anche del bene, quindi ero in una fase che avevo bisogno proprio di riflettere, ma principalmente perché sapevo che le situazioni potevano complicarsi con loro, quindi se devo ripetere il discorso di paura è stato sì, per andare via proprio. Complicarsi con loro chi? Con loro, con la famiglia, diciamo, con i Casamonica. Con i Casamonica. Ma anche per le dichiarazioni che aveva fatto ai Carabinieri? Anche. Sì, ha ragione, però siccome aveva detto proprio a SIT. Senta, poi mi scusi, lei ha detto poi è tornato l'8 dicembre, Sì. ma poi è andato via di nuovo? No, io sono rimasto dall'8 di dicembre fino a maggio presso questo santuario. Sono tornato solamente una volta che mi è stato offerto questo contratto per il trasporto in aeroporto come NCC. Ecco, e poi Ho accettato questo contratto sapendo comunque che insomma che la mia vita non è più la stessa qui, perché non è, diciamo, mi sono fatto coraggio per lavorare. Io ho provato e ho detto quello che sono le mie paure al nucleo investigativo di Frascati e le sto ripetendo qui, ma poi ha detto, mi scusi, che questo lavoro, se ho capito bene, ha avuto un problema a febbraio. certo, l'ho detto prima, Ecco, ho avuto lo può precisare? queste minacce al parcheggio Polmone dell'aeroporto di Fiumicino. Si chiama Polmone perché è da dove ci sono tutti quanti i noleggi col conducente e tutti i taxi. Mi hanno affisso un cartello all'interno del Polmone NCC dove venivo accusato di avermi rubato gli incassi e di essere infame. E questa situazione qui ha comportato già un primo disagio con il datore di lavoro, poi successivamente è intervenuto il Covid, ma come ho detto io poi mi sono dovuto recare con la scorta della polizia all'interno dell'area Schengen dell'aeroporto, dove ho dovuto parlare
con la persona di riferimento della polizia e dire che secondo me questo cartello che era stato affisso lì era avvenuto per questo motivo. Ma lei che Tra l'altro chi sapeva degli incassi che succedevano queste cose in precedenza erano soltanto qualcuno legato a loro, ecco. cioè chi? Lei ha un'idea precisa, poi Devo essere sincero, visto che ho fatto un giuramento, è normale che l'idea precisa, io non ho visti, ho chiesto anche le telecamere, che poi è incredibile perché si è verificata questa cosa in un ufficio dove quando io ero bambino, ero piccolo, andavo con mio padre che era un dirigente di quel settore, quindi io ricordavo come poter fare e chiamai la direzione dell'aeroporto dove ho chiesto l'ausilio delle telecamere per vedere le 2 persone che hanno messo questo cartello. Non sono stato ascoltato in quel momento, ho provato anche a chiamare Frascati perché ero certo che erano 2 persone. ma come fa già a dire che erano 2 persone? Perché ho chiesto ad altri ragazzi che erano autisti e mi era stato detto che c'erano le persone conosciute come... E mi scusi, un'ultima domanda su Aspetti che non ho finito, per 2 persone conosciute come? Le persone conosciute come mi dicevano o Zingari o Spinelli o Casamonica. Io poi ho capito che potevano essere legati a questo tipo di discorsi. Ma questo chi gliel'ha detto esattamente? Ma tra autisti all'interno dell'area aeroportuale ci si conosce e adesso non specifico la persona che mi ha detto. Io normale che arrivando alla polizia lì che mi ha ascoltato perché io ho visto questo cartello, sentivo strillarmi infame da dietro le macchine e ho chiamato subito, quindi è arrivata la volante della polizia, mi hanno scortato con la mia macchina da lì fino all'interno dell'aeroporto. Ripeto, questo il giorno era 26 febbraio, il 9 di marzo quasi tutte le auto dell'azienda si sono fermate insieme ai trasferimenti con Uber, quindi non è avvenuto il licenziamento, la fine del rapporto perché è subentrato il virus, però lei stava dicendo prima, quando ho fatto presente, se ho capito bene, l'ha detto mezz'ora fa, il mio datore di lavoro, sì. A cosa poteva essere riconducibile? Ho raccontato... Non l'ho fatto presente io. Io, siccome usavo una macchina dell'azienda, immediatamente la polizia aeroportuale ha chiamato la mia azienda dicendo che in quel momento mi stavano scortando per vedere bene quello che è successo. E comunque c'è la denuncia, perché io poi ho fatto denuncia. Sì, la mia domanda è diversa, sì. Forse avevo inteso male io prima, mi era parso di capire che lei avesse detto prima, quando io ho fatto presente, sì. Secondo me erano quelli, certo. Ne ho spiegato la ragione. Mi ha detto che dovevo capirlo, che non poteva rischiare di mettere a rischio le macchine e quindi io il 7 di luglio dovevo avere un contratto rinnovato poi a tempo indeterminato, invece con il discorso del Covid mi è stato detto che non poteva proseguire il contratto, cosa non vera perché a tanti altri autisti che non erano con le mie non avevano anche le mie competenze, era una persona che parlando inglese e spagnolo potevo essere d'aiuto all'azienda, hanno preferito invece cessare il contratto, credo per paura di ritorsione, di avere comunque, dei danni alle vetture. Beh, senza fare valutazioni, stiamo ai dati di fatto. Sì. Prima che tutti fossimo travolti dal Covid, cioè dal lockdown del 9 marzo, sì. Il suo datore di lavoro già le aveva detto questa cosa mi crea problemi, se ho capito bene. Sì. Ok. E una domanda che le ho fatto 5 minuti fa, il suo collega che le ha detto erano 2 Spinelli o Casamonica, comunque chi era esattamente? No, lì si è creata che prima che arrivasse la volante c'è un bar dove sono 2 bar, il bar dei taxi e il bar NCC. Nel bar NCC la situazione si è creata, io ho fatto una sicurezza aeroportuale, nel momento in cui arriva la sicurezza aeroportuale e c'erano questi cartelli, gli strilli da dietro non arrivavano più
quando è arrivata la polizia le persone sono andate via e qualcuno, ripeto nello specifico non ho preso i nomi, ho sbagliato, forse magari qualcuno adesso poteva testimoniare per me, ma era chiaro che era stata una manovra di chi sapeva qualcosa, perché gli incassi sapevano solo loro che io prendevo gli incassi delle macchine e li giocavo, quindi è stata proprio un qualcosa pensata da qualcun altro. Poi il mio cartello insieme al mio nome c'era un nome di un certo Roberti, quindi che io prendevo le incassi, il nome di un certo Roberti. Ma infame stava scritto pure sul cartello? O gliel'hanno solo stridato? No, c'era pure scritto sul cartello, però è rimasto soltanto la parte dove dicevano che io avevo rubato gli incassi, mentre la parte sotto c'era pure infame scritto e non si è più vista. E lei ha però detto prima, mi perdoni se ho capito male, che mentre questi scappavano hanno stridato infame. Sì. Ma l'ha sentito lei o gliel'hanno detto? No, l'ho sentito io. Va bene, non ho altre domande. Allora, per quanto riguarda l'album, ne chiede l'acquisizione, l'album fotografico? Va bene, quindi le altre parti non lo osservano, il Tribunale dispone dell'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Ci sono domande delle parti civili? Presidente. Prego. Buonasera signor Lazzi, sono l'avvocato Muro della parte civile Regione Lazio. Buonasera. Lei ha avuto fino adesso una buona memoria, quindi sono soddisfatto delle sue risposte, però una sola cosa volevo chiarimento. Sono fuggito da Roma il 2 ottobre del 2018 e ancora scappo. Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che rendere queste dichiarazioni in un processo che vede imputate queste persone per associazione mafiosa. Non ho capito, scusi? Che vede imputate queste persone per associazione mafiosa. Per quello che io ho ricevuto, mi sono fatto coraggio nella vita perché avevo ripreso la vita. Ma io sto da solo adesso, sono solo. E anche per scelta, perché io so che la mia famiglia deve vivere lontano da quelli che sono stati gli scheletri nell'armadio miei, i miei errori, le mie situazioni. Quindi per sua famiglia intende la mamma che sta nel paesino della mia Puglia? madre, ho anche due fratelli che vivono a Roma. Ho capito. Quindi lei ancora vive nel terrore, questo vuole dire? io non credo di poter vivere a Roma dopo questo. Vabbè, insomma, mi sembra che il testo ha espresso chiaramente, diciamo, la propria situazione. Senza... Volevo capire se era questo il senso del suo pensiero. Sì. Grazie, nessun'altra domanda. Bene, le Grazie, difese, Presidente. prego. Buongiorno signor Lanzi, avvocato Buongiorno. Pellicano in sostituzione dell'avvocato Giraldi per la posizione di Consiglio Casamonica. Vorrei farle qualche domanda. Intanto, se non le dispiace, vorrei ripercorrere un pochino quello che ha appena dichiarato a domanda del pubblico ministero. Lei ha riferito di aver avuto in un arco temporale della sua vita piuttosto lungo dei seri problemi di gioco, insomma, legati al servizio di gioco. Che, se non ho capito male, soprattutto giocava alle macchinette, no? Alla all-in game. Le slot. Ora, vorrei chiederle questo, quanto, per quello che può ricordare, quanto era solito giocare? Cioè, era un grande giocatore, giocava somme importanti, con una frequenza importante? Gli ho risposto in precedenza, sono arrivato anche a giocare gli incassi di più vetture. Quanto potrebbero sommare gli incassi di più vetture? Scusi, io non Gli incassi di 50 vetture possono arrivare a tanto. A quanto quindi circa? In media quanto può ammontare? Come possono essere 500 euro al giorno per vettura, possono essere 25.000, 50.000. Io fortunatamente non tutta questa somma, ma... Non ho capito, credo non sarebbe senta, una patologia. Mi scusi avvocato, mi dicono che non deve toccare il microfono, sennò si crea il fruscio che impedisce l'ascolto delle sue dichiarazioni. Eccoci. Prego. Ha riferito di avere debiti anche con altri soggetti, oltre che con i Casamonica che ha menzionato poco fa, immagino. No, io ho detto di avere debiti con loro. Soggetti possono essere banche, carte di credito, finanziarie.
Ecco, oltre a loro aveva preso debiti anche con altre persone, sempre legate ovviamente a questa patologia da gioco, questa ludopatia dalla quale era affetto? Ha contratto debiti anche con altre persone, non so se mi sente. Ma sicuramente in passato possa aver contratto dei debiti, che però non hanno avuto questo tipo di situazione di rimborso imminente o 70 chiamate al telefono o che mi sparano le gambe. Vorrei leggerle delle dichiarazioni che lei ha reso il 12 agosto del 2018, che le ha letto in parte anche il pubblico ministero, proprio in riferimento a questa sua affermazione. Per quanto riguarda i debiti che ho contratto con altre persone, a parte Casa Monica, sono quelli con i commercianti del comune di Ciampino. Ricorda di averlo riferito questa circostanza? No, non ricordo questo. E ora che gliela sto leggendo? Sì, ma è normale che nel momento in cui hai un problema di ludopatia cerchi sempre di prendere dei soldi per recuperare e giocare. Ma non con tutti i commercianti di Ciampino. Ho avuto dei problemi con 2 commercianti per un prestito che poi ho ottemperato. E tra l'altro uno dei 2 fui chiamato dai carabinieri di Ciampino perché non avevo restituito questo importo. Sì. Poi prontamente restituito. Lei ricorda di essere stato anche denunciato in ragione di questi debiti che aveva contratto, ovviamente sempre per il suo problema con il gioco? Certo, ho avuto diversi problemi nella vita, ho avuto diversi problemi di truffe, ma tutti riferiti a problemi di assegni e truffe per il mio problema del gioco. Quindi potremmo dire che era un periodo molto faticoso della sua vita legato in generale ai suoi problemi, ovviamente questa ludopatia acclarata, certo. No? Ma nessuno di questi problemi mi hanno, né i commercianti di Ciampino né altri problemi, altri debiti contratti mi hanno mai detto di spararmi alle gambe. No, ma ci arriveremo. Sto cercando di inquadrare qual era la sua situazione, ovviamente anche per metterci nei suoi panni, perché lei immagini certo. che il Tribunale sta sentendo lei oggi, quindi certo. il Pubblico Ministero l'ha aiutata con dei ricordi, quello che noi le leggiamo il Tribunale non lo ha, quindi per permettere anche al Tribunale, a noi stessi certo, di comprendere i fatti, che li faccio a volte questi chiarimenti, sì. Nulla di più. Veniamo adesso allora a questo prestito che lei ci ha riferito di aver chiesto al signor Consiglio Casa Monica. Sì. Volevo chiedere, lei già ha risposto a questa domanda, il signor Guerino Casamonica, il vecchio del Quadraro, lo conosceva da molto tempo prima, vero, rispetto a luglio 2017, ma avevate un rapporto confidenziale, amichevole, lo conosceva da molti anni? No, non è un rapporto confidenziale, Guerino era presente in tutte le sale da gioco di Roma, nella maggior parte delle sale della zona, ma perché anche il Guerino Casamonica aveva il problema di gioco e quindi sembra assurdo, ma in un momento di problema di gioco subentra anche quella che ho spiegato, tra virgolette, che può essere poi considerata amicizia, che tra l'altro poi è tornata utile in quel giorno in cui sono stato avvertito di non andare nel vicolo. Sì, ci arriveremo, procedendo per gradi, così le faccio un po' di domandine senza saltare subito a quel discorso. Perché lei poco fa, nel parlare con il Pubblico Ministero, forse ho sentito male io, però quindi mi può correggere, parlava di accompagnare Guerino a casa, andarlo a prendere, ho capito bene? Ma io sono andato a prendere Guerino in occasione proprio del fermo avvenuto il 25 aprile, dove avevo con me dell'hashish che usavo per non far uso di cocaina, tra l'altro. Quindi comunque lo andava a prendere, diciamo, un rapporto confidenziale c'era? È stata in quell'occasione una sola, unica. Ok. Ora veniamo invece al signor Consiglio Casamonica. Sì. Lei ci riferisce di averlo conosciuto nel luglio 2017, se non sbaglio. Mi sente? Sì. E perché aveva avuto questo problema, diciamo questo ammanco, chiamiamolo così, di 1.800 euro circa per una giocata. Allora, volevo chiederle, questa somma di denaro che lei ci dice di aver ricevuto, il signor Consiglio gliela dà il giorno stesso in cui lei lo conosce? Il momento in cui io ho perso lì al gioco, forse anche lui, avendo il vizio del gioco, sì, comunque inaspettatamente mi ha aiutato. Io ho anche dichiarato ai carabinieri che da parte del Consiglio direttamente non ho avuto poi in quel momento una
una somma tot da restituire. No, scusi, non l'ho capita, me lo puoi, non l'ho proprio sentita. Non ho avuto in quel momento Sì? da parte di Casa Monica Consiglio Simone di un importo da restituire maggiorato o già definito. Il problema successivo si è No, ci verificato. arriveremo, volevo solo se lei mi fa la cortesia di rispondermi alla domanda senza aggiungere, perché sennò mi confondo io perché non la sento. Gli avevo chiesto se quel giorno stesso nel quale lei gli rappresenta questo suo problema e quindi la necessità di avere questa somma di 1.800 euro, le viene consegnata dal signor Consiglio. Certo, avvocato, ma tra l'altro sta anche nelle registrazioni, nelle intercettazioni che Casa Monica Consiglio mi chiede dei soldi. Scusate, però non parlate contemporaneamente, perché sennò poi non viene bene la trascrizione. La domanda che le ha fatto, la risposta ascolti, è sì. Lei cerchi di rispondere, poi aggiunga se serve a chiarire, però se la domanda è secca e diretta risponda in modo diretto. Prego. Grazie. E rispetto a questa somma, le aveva ricordato poco fa il pubblico ministero che c'era un accordo di rientro, chiamiamolo così, no? Quindi le viene data una somma e immagino, però mi può correggere, che in quel momento la persona che le presta la somma le avrà detto mi deve ridare questi soldi in X modalità, corretto? Sì. Lei, e poi ci torneremo, ma l'ha detto poco fa, erano 3 tranche da 600 euro, no? Sì, mi conferma? Il prestito da parte di Casa Monica Consiglio Simone è avvenuto in maniera, lo ribadisco perché a coscienza devo dirlo, in maniera amichevole. Il problema è subentrato successivamente con... però aspetti, adesso risponde alla domanda. La domanda è che quindi doveva restituire questa somma di 1.800 euro in 3 tranche da 600 euro ciascuno in un tempo determinato, che l'ha detto anche prima, se ce lo ripete, ma comunque l'ha già detto. Sì. Qual era in tre parti, in tre scadenze, 6, 12, 18. In 3 mesi, giusto? Sì. Questo era l'accordo. Grazie. Prego. Più un regalo. Più il regalo, sì. Più il regalo, certo. E adesso ci arriviamo al regalo, certo. Sì, però ci arriviamo, ma cerchiamo di arrivare. Facciamolo subito, sennò perdiamo un sacco di tempo, avvocato. Siccome alcune cose le ha già dette, quelle che sono per lei chiare diamole per assodate, quelle che invece vuole approfondire andiamo, sennò... Parliamo di questo regalo. Me lo dice cosa le ha detto Simone? Se le ha fatto riferimento a un presunto regalo, dato che non è riuscito nemmeno poco fa a specificare di che natura, di che se fosse un regalo simbolico, un dolce, una somma di denaro. C'è opposizione se l'avvocato dice lei non ha detto di che natura, perché lui aveva detto di natura economica su contestazione. Se vuoi, forse l'avvocato intendeva dire l'importo di questo regalo, penso che intendesse forse, avvocato, vero? Diciamo. Comunque la domanda era se può precisare se le fu chiesto di che importo, qualcosa in più sull'entità di questo regalo. Come già dichiarato, l'importo del regalo non mi fu dato. Ma cosa le disse esattamente, mi perdoni? Cioè, come se chiaramente immagino forse non possa ricordare le parole esatte, ma al di là della sua percezione, se vuole le rispondo che nel momento in cui sono stato contattato è inerente la risposta, nel momento in cui sono stato contattato poi da Cicillo, Ottavio, detto Cicillo, c'era anche la presenza di Simone Consiglio. Però lei mi sta mischiando delle cose, le spiego, per quello la fermo, perché io non sto parlando del debito, perché lei qui viene per 2 situazioni diverse. Una è una questione di Cicillo, poi il suo avvocato ci penserà. Io le sto parlando della situazione con Consiglio Casamonica. Però scusi avvocato, il test ha risposto, nel senso però nel momento Allora, le chiedo un'altra cosa, Presidente. Al momento in cui Simone le fa questo discorso del piano di rientro, come ho detto poco fa, a cui si aggiunge, come ricordava il PM, questo regalo, c'era anche Cicillo? Mi sembra di sì. Era presente? Mi sembra di sì. E dove eravate? Sempre nella sala giochi di Olin. Sicuro? Sì, non posso poi ricordare esattamente. Le posso confermare che quando sono stato contattato da Spada Ottavio per questo di denaro, Spada Ottavio pretendeva anche i soldi di diversi anni fa riferiti a quello che già abbiamo ascoltato, e c'era anche la presenza di Simone. Ma questo ripeto che è nelle registrazioni, la registrazione telefonica si sente direttamente la presenza di Consiglio, non è che io posso, sono dichiarazioni che ci sono nelle registrazioni. Sì, la interrompo però, perché a me interessa precisare non quello che ci può essere nelle registrazioni, ma quello che lei ha dichiarato.
Non Le può rileggo essere un un regalo nel passaggio. momento in cui tu sei a fianco a una persona che mi sta dicendo che mi spara le gambe. Sì, ma lei mi sta aggiungendo cose che per carità poi ci arriveremo a quel Certo, so che lei certo. ha molto caro questo discorso, però ci arriveremo. Le leggo un passaggio delle sommarie informazioni che lei ha reso il 3 agosto, che lei aveva in realtà già letto il pubblico ministero, ma non per essere tediosa, Presidente, ma dato che riemerge una contraddizione, la devo rileggere. Perché lei, quando fa riferimento a questa somma, riferisce... aspetti, ci arrivo subito. Allora, le leggo solo il passaggio di riferimento senza partire chissà dove. Consiglio Simone ha consentito insieme ci recammo nei pressi della sua abitazione, ove prelevò il denaro contante e me lo consegnò. Ora, in queste sommarie informazioni, e poi arriverò anche al discorso di Cicillo che lei mi mette in mezzo, che non c'entra molto, lei non ha parlato, senza che gliela leggo tutto, della presenza di altri, ma solo del fatto che la somma le viene data a casa da Simone. Ha capito qual è il punto? Sì, certo, l'ho capito. Cioè, la domanda era se quando le vengono dati questi soldi Sì. con l'impegno di restituirli, con più il regalo, Sì. quindi era Ma io presente voglio- o non era presente Cicillo? Che lei non ne ha mai fatto cenno, dice il Ma difensore. evidentemente poi è stato avvertito da lui. Comunque io non ricordo adesso se chi ci fosse in quel momento, perché talmente era importante per me rientrare sugli incassi che presi i soldi e andai via. In quel momento, quando hai questi problemi, non stai a vedere chi c'è. Lei ha conosciuto la famiglia del signor Consiglio, il nucleo stretto a casa, sa una moglie, sa dei figli, lei questo lo sa? Ho già detto prima che a vista e come conoscerli ho conosciuto, sì. Sa per caso se i figli del signor Consiglio hanno qualche patologia, hanno avuto problema medico? Non ho sentito, avvocato. No, mi scusi lei, sa se per caso i figli del signor Consiglio hanno avuto dei problemi medici? Se lo ha preso direttamente da Consiglio, se lo ha saputo? Non ricordo. Allora, voglio chiederle altre due cose molto veloci. Lei ha riconfermato poco fa, quindi non ci torno, che non ha restituito completamente questa somma di 1.800 euro. Poco fa, l'ha chiesto il pubblico ministero, l'ha letto dei passaggi. Non ho avuto modo, perché poi è subentrato il problema con Spada che mi minacciava. E va bene. Quindi mi conferma che non l'ha restituita. Ok. Le volevo chiedere, durante le conversazioni che lei ha riferito di aver avuto anche col signor Consiglio in merito alla restituzione di questi soldi, ma il signor Simone le ha mai chiesto somme ultronee o il presunto regalo? Cioè rispetto ai soldi che ancora doveva, le ha mai chiesto altro? Ma quando, mi scusi avvocato? Quando si sono sentiti, no, poco fa il signor Lanzi ha riferito Sì. che riceveva telefonate in cui veniva richiesta la restituzione dei soldi, le sto chiedendo io. Ha mai ricevuto richieste di somme ultronee, cioè ulteriori rispetto ai 1.800 prestati? No, perché non c'è stato modo, in quanto, ripeto, in presenza anche di Simone, Cicillo, Spada, Ottavio, già mi stava chiedendo dei soldi inesistenti. No, È ma io normale- le sto chiedendo un'altra cosa, mi deve scusare, forse non mi capisce. No, Ah. non mi sono stati chiesti. No. Ah, è quello, volevo capire quello. Lei... Lei ha mai ricevuto da Simone minacce o ha mai avuto Simone con lei una condotta violenta? Cioè per questa somma? Le ha mai fatto delle minacce Simone Casamani? Come già detto devo rispondere a coscienza e ripeto che non direttamente l'ho avute da lui. Oh. E adesso veniamo al discorso del vecchio del Quadraro, insomma, il signor Sì. Torino. Allora, poco fa, quando il pubblico ministero le ha fatto questa domanda e quindi ha parlato di questo personaggio, così non ci ritorno, lei ha riferito che gli aveva consigliato di non farsi vedere alla all-in. Certo. Ma anche il signor Guerino, lei ha detto a mia domanda poco fa, ha aggiunto in realtà che era un giocatore, no? Che quindi anche lui frequentava la all-in, no? Simone Guerino. No, Guerino, dico Guerino. Le rispondo, avvocato. Scusi. Visto che lei mi chiede, adesso le rispondo. Il Guerino, detto il vecchio, Simone Consiglio, Spada Cicillo, erano tra di loro
tutti insieme. Quindi quello che potevano parlarci, nel senso, frequentavano l'Olin, frequentavano la sala, quindi sapevano, no? Quelli che erano le situazioni. Cioè che lei avesse altri debiti? Cosa... Sì? Lei? Avesse altri debiti? Non ho capito proprio. Che avesse altri debiti? In quel momento? Certo che lo sapevano. No, mi faccia capire una cosa, ma lei aveva altre persone che giocavano a questa all-in, alla sala giochi, che ce l'avevano con lei, che avevano delle pretese verso di lei? C'era una situazione pesante anche in quel senso, in quella sala giochi? Ma forse in tante occasioni anche, ma era talmente... c'erano anche persone che neanche conoscevo, come c'erano loro che li conoscevo, ma sicuramente sono stati anche altri ragazzi che hanno avuto problemi. No, ma la domanda del difensore mi sembra che fosse diversa. Quale? Allora, cioè, mi ripeta. se nel momento in cui lei riceve quella minaccia, vediamo Sì. se ho capito bene anch'io la sua domanda, avvocato, nel momento in cui lei riceve la minaccia che le viene veicolata tramite Guerrino, nel senso Certo, attento a non sì, andare sì. alla sala Olin. giochi. Era perché non riuscivo a pagare il debito. Sì, ma in quel momento lei aveva debiti soltanto nei confronti di Casamonica Consiglio e Spada Ottavio o aveva debiti No, avevo nei debiti in confronti quel di momento. altri? No, avevo debiti con Scusi, loro. però faccia finire, di altri che comunque diciamo frequentavano quella sala giochi, che quindi Ma ha capito? probabilmente in quel periodo posso aver avuto debiti anche con qualcuno che frequentava e che giocava, perché poi le persone quando giocano hanno una patologia, come una ludopatia, la persona che vince, magari nel momento dell'euforia che vince può aiutare anche l'altro, quindi magari debiti tra giocatori, come Capitava, ecco, di poter farsi poteva capitare, prestare certo, come... sì. Le dico la verità, le faccio domande da, tra virgolette, ignorante, perché ovviamente per No. capire anche un po' com'era l'ambiente del giocatore in quel Sì. momento, che fa magari Drammatico. scommette delle grandi somme e può farsi prestare, ecco, da un altro giocatore per dire X Sì, somma, sì. ecco, era per capire se No, ma io c'era ho- questa situazione. Ho anche dichiarato che in quell'occasione io ho chiesto e inaspettatamente ho avuto da parte del Consiglio una risposta positiva, sicuramente per aiutarmi, perché aveva visto che la situazione era quella. Però ripeto, questa è stata la parte iniziale. Ma lei Poi- aveva per caso chiesto delle somme, indipendentemente da questa giocata importante che lei doveva chiaramente rientrare dei 1800 per capirci, no? Nel corso di altre giocate che può aver fatto, ha mai chiesto ad altri giocatori della all-in dei soldi in prestito? Ci si chiedevano insieme i soldi, sempre, quasi Cioè, sempre. è All'interno delle prassi. sale funziona anche così. Però un discorso è un prestito se la persona ha vinto e poi può essere restituito al momento stesso. E le ripeto, le devo riconfermare quello che ho detto prima. Un altro è essere minacciato con una registrazione telefonica registrata che venivo sparato alle gambe o che comunque mi dovevano fare il cappio. Ma questo però non glielo dice Guerino, no? Perché Guerino le dice solo di stare lontano dalla all-in, le consiglia, tra virgolette. No, Guerino mi mise allerta che c'era questo problema. Che tiravano a buttare, insomma, sostanzialmente alla Certo. all-in. Senta, allora, solo un secondo, le volevo fare altre due piccolissime domande, ma mi serve un passaggio che ho sulle SIT. Solo 2 secondi. Allora, lei ha riferito di avere ricevuto una chiamata da una sorella di Consiglio, Romina, per chiedere Sì, un'auto a noleggio. ho detto anche in che occasione, dove gli fu dato il numero, credo, dal fratello e mi aveva chiesto per noleggiare una macchina per un matrimonio. Perfetto. L'ha mai vista la signora Romina? Cioè l'ha incontrata? L'ha mai incontrata? Mi sembra di averla vista al vicolo di Porta Furba. E la signora Romina, in occasione di quella telefonata, perché lei... No, glielo chiedo prima perché... Sono giustamente non le- diverse le telefonate. Diverse telefonate? Sì. E nelle quali chiedeva cosa? Sempre informazioni per la macchina Per o la altro? macchina. Ho capito, quindi non le ha mai chiesto... O magari poteva essere il regalo di cui Simone parlava. E questo gliel'ha Che dice detto chi? avvocato? Questa è una sua Probabilmente sì. deduzione o è qualcosa che le è stato detto? No, questa
Voglio spiego, avere io non le una chiedo le mia sue intuizione. deduzioni, le chiedo i fatti, capito? Ma Cioè, non la è deduzione l'intuizione. ci arriveremo noi, ognuno interpreta quello che lei dice, io le chiedo quello che, cioè quando No, le faccio una domanda le chiedo Romina, quello che le viene riferito in quella Mi circostanza. ha chiesto una macchina a noleggio. Io, conoscendo il mondo del noleggio, potevo prendere Certo. questa macchina a noleggio. Anche in quell'occasione ho temporeggiato, in quanto era chiaro che quella macchina magari non aveva poi le garanzie adatte per poter far fare alla signora un noleggio in maniera regolare. Perché? Da cosa lo Perché evinceva per questa avere differenza? una macchina a noleggio c'è bisogno di un conto corrente bancario, di una busta paga, una partita IVA con tanto di anzianità di versamenti, e quindi non era possibile poter noleggiare una macchina. Ho semplicemente risposto successivamente, dopo 2 o 3 giorni, avendo preso tempo, Scusi, che ma non non ho era capito, possibile. non sto capendola, perché io, per Mi ha carità, chiesto non è che sono una- esperta di noleggi, ma cioè, se io Sì. privato voglio noleggiare una macchina, cosa devo fare? Cosa devo dimostrare o produrre? Beh, credo debba dimostrare le proprie credenziali e la propria garanzia per poter Cioè fare le devo dare il pagamenti. mio IBAN, il mio codice No, fiscale? qualsiasi tipo di noleggio auto non può bastare una semplice carta prepagata, almeno questo da quello che leggo, poi se sono cambiate le regole, ma in quei periodi puoi avere o una carta di credito con conto avevo corrente. idea. Quindi mi fu chiesto a me di poter noleggiare a mio nome una vettura. Ma mi scusi, lei non faceva il noleggio con conducente? Certo, ma il Quindi noleggi lei con aveva una conducente macchina? hanno anche le macchine a noleggio giornaliero. E quindi aveva però una sua macchina, immagino, di riferimento per dire che Sì, io sì, ma privata lei aveva volessi- bisogno di una macchina per andare a un matrimonio. No, vi faccio una domanda io che non c'entro nulla, perché sono proprio curiosa. Cioè, se io privato, io Presidente, sono un però io avvocato... faccio opposizione, perché noi possiamo soddisfare la curiosità dell'avvocato fino alle 18. Questi fatti non vertono sul capo di imputazione. Ha dato una risposta laconica in esame, l'argomento è stato abbondantemente esplorato in controesame. No, io volevo invece dire una cosa, mi consta proprio per esperienza personale e penso che consti a tutti, non è che si noleggiano le macchine così, devi avere carta di credito come minimo, carte prepagate assolutamente no, devi essere completamente identificata, devi avere certe garanzie. È un fatto certo, è inutile che ci affatichiamo su questo. Sinceramente, la Comunque carta di credito, sì, non tutto il resto gliel'ha non lo so. data, poi il fatto si è risolto. No, E basta, cioè non no, carte altro. prepagate no, ve lo posso garantire. Carta di credito e carta Sì, è di vero, una credito. carta di credito. Quantomeno una carta di credito. Poi dipende dal tipo. Scusate, poi dipende dal tipo di macchina che noleggi, poi, perché certe macchine non si noleggiano neanche con la carta di credito soltanto. Se il noleggio è Poi temporaneo. però insomma direi che il tema è perché non gliel'ha data, giusto? Già l'aveva detto prima che non gliel'ha data, quindi Pare che non- insomma no, mi il sembra di tema, aver capito che si è solo informata la signora, giusto? Sì. Perfetto. il tema insomma non mi pare di grande rilevanza. bene. Prego. La ringrazio. A lei. Allora, Posso, prego. Presidente? Io Prego. ho poche domande. Buonasera, sono Buonasera. l'avvocato Naso, difensore di alcuni degli imputati. Senta, Buonasera. in riferimento alla persona di Spada Ottavio, Sì. al di là di quelle telefonate che dice di aver ricevuto, ma in quello stesso periodo aveva un altro genere di debito con Spada Ottavia? No, Suo personale, Assolutamente. non diciamo no, per no, interposta persona. no. Ho già detto che avevo un debito di 50 o 100, non ricordavo, infatti ho risposto prima, precedente alla mia detenzione nel 2013. Quindi parliamo 6 anni dopo. Senta, in quel periodo lei faceva uso di sostanze stupefacenti? Nel periodo in cui ho contratto il debito con Spada Ottavio di 50 o 100 euro? Me lo dica Tutto. lei, se c'è stato un periodo Sì, certo, in precedenza. e si è mai rivolto a Spada Ottavio per l'acquisto di sostanza stupefacente? Ho già riferito che non ricordavo neanche che fosse lui, era un bar dove c'era la vendita di sostanze stupefacenti in via Santa Maria Ausiliatrice. Probabilmente, normale non posso ricordare perché tra l'altro ci sono state un'operazione dei carabinieri in quel bar, erano tantissimi che facevano vendita, quindi poteva essere Spada Ottavio, poteva essere qualsiasi altro. Comunque il erano debito tanti- con Spada Ottavio era di 100 erano euro, tanti che me ne sono face- stati chiesti 600.
Erano tanti che facevano vendita, ma poi Spada Ottavio, per altro genere di motivi, cioè quello che ci ha riferiti, se lo è ricordato. Quindi non riesce a ricordare se era da lui che comprava la sostanza. Quanti potevano essere? No, non in ha che detto senso? così, Quanti? Presidente. No, io lo dico Aspetti un quanti. attimo, aspetti che c'è faccia fare un'opposizione. l'opposizione. Non ha detto così, ha detto che all'inizio non ricordava, cioè in esame, poi su contestazione ha ricordato che era Spada Ottavio che glielo dava in quel bar. Quindi la Ma risposta è è... esattamente questo io volevo infatti sapere. Siccome ha detto non già- mi ricordo chi no, poteva no, essere. avvocato, l'ha già detto, l'ha detto in esame. Ascolti, Allora, perché qui che siamo l'abbia sempre detto- nel solito discorso Non lo che metto in c'è dubbio. una prima fase dell'esame, poi c'è una contestazione, lei conferma, non lei, dico il testimone conferma la contestazione, poi il difensore in controesame fa la domanda e il testimone non la ricorda. Cerchiamo di un attimino di fare mente locale. Come Sì, lei, ma- quando le ha fatto il commissario, le ha detto che non sapeva perché non sapeva l'importo, e poi ha detto 50 euro, e poi ha Sì. detto no, in realtà 100. Quindi adesso l'avvocato le ha fatto la stessa domanda. Ma io, Ha comprato, infatti- faccia finire. Ha comprato la droga o no da Spada Ottavio prima della Non sua posso detenzione? confermare di aver comprato la droga da Spada Ottavio, perché parliamo di anni riferiti al 2010-2011. E perché l'ha confermato prima il pubblico Io- ministero? no, Debito di io- 100 euro? no. Debito di 100 euro, allora di che Ma cosa? sicuramente io facevo uso di sostanze stupefacenti in quel periodo, quindi sicuramente sarà stato per questo. Ho detto volevo E essere allora non è solamente che se gliela onesto. fa la domanda il difensore c'è un'altra Ah, no, risposta, cioè se ma- vale la risposta che ha dato Sì, prima. sì, se devo rispondere va bene. Io era per essere devo onesto, rispondere, erano sì, deve diverse rispondere persone, non anche a era me. solo Spada Ottavio, non era Sì, solo ma Spada Ottavio. scusi, non è per niente, ma cioè, sono già le 4 meno un quarto, era per dire, mi sembra che ci affatichiamo sul niente. L'ha detto prima che era un debito che aveva 100 euro, ne chiedeva 600, e l'ha detto come se Infatti. fosse certo che avesse questo Sì, precedente sì. debito. Sì, Sì. no, certo, ma Senta, ma Spada Ottavio le ha mai ceduto sostanza stupefacente a credito? mai. Non? Lo esclude questo? Gliel'ha Certo che lo mai esclude. Era- data con l'accordo che gliel'avrebbe pagata in un secondo Negli anni momento? precedenti, quello che è successo prima della mia detenzione. Quindi E gliela dava e successivamente- lei, con l'accordo che lei gliel'avrebbe dovuta pagare in un altro momento? Sì, questo però non volevo voglio sapere. passare perché lei mi ha detto non dimentichi. Allora, è per chiarirci. Io ho confermato prima e ho detto semplicemente che a via Santa Maria Ausiliatrice non era soltanto Spada Ottavio, c'erano Ho capito diverse questo, persone. però non rifaccia tutte le volte No. la storia, Aspetta. risponda alle domande e basta. E Ho che le devo capito dire? questo, ce l'ha già ribadito. Proba- Io ho sì. solo fatto una domanda semplice. Le ha mai ceduto sostanza stupefacente a credito? Ma ti sto dicendo che era 50 o 100 euro, sì. Quindi l'accordo qual era? Che gliela cedeva e lei l'avrebbe pagata in un secondo momento? Sì, però poi io Ecco. è subentrata la detenzione, quindi non ho potuto ottemperare. Quando sono uscito c'è stato poi quello che prima abbiamo parlato. Senta, poi un'altra cosa, lei più di una volta ha fatto riferimento allo stato di agitazione, di timore, di paura che lei ha avuto e che avrebbe anche oggi in relazione alle conseguenze di quel prestito che, Sì. che ha No, chiesto. in relazione alla telefonata dove sono stato minacciato. Ecco, ma quando ha chiesto quel prestito a Casamonica Consiglio, a Simone, Sì? e lei sapeva a chi stava chiedendo il prestito? Sapeva chi era Casamonica Consiglio? In che senso sapevo? Che cosa devo sapere? Cioè, lei non stava chiedendo un prestito Sì. in banca, giusto? io stavo Né chied- alla nonna che aveva i soldi sotto il cuscino. Quindi? Quindi le sto Sì, dicendo, ecco. ti ho detto che tra persone, tra giocatori ci si poteva aiutare, ma quello è stato un accordo in 6, 12, 18 più Sì, l'eventuale ho regalo. capito, l'accordo ce l'ha già riferito come è stato questo accordo. Le ribadisco, Sì. quando lei ha chiesto questo prestito a Casamonica Consiglio, al di là del fatto che gliel'ha dato in maniera amichevole, ci ha detto Avvocato, prima. gliel'ho detto, ho sbagliato. Sì, ma al di là di questo, guardi, io non è che la giudico, ci mancherebbe altro, al di là di quelli che sono stati i suoi errori, ma a me mi dispiace per lei, ma adesso non mi interessa questo. Le sto dicendo, lei Sì. era consapevole che stava chiedendo questo prestito a una persona di nome Casamonica Consiglio, Certo. Ero consapevole. però Ho rischiato. ha rischiato cosa?
Ho rischiato quello che poi successivamente si è verificato con minacce e tutto il resto. Ha rischiato le minacce. E allora le Come chiedo, rischiato? perché le ha chieste a lui e non a qualcun altro? Perché in quel momento c'era lui come persona che conoscevo e che aveva visto che mi ero giocato l'incasso. Ho anche ribadito che è stata un gesto in quel momento per quello che era la mia posizione, quindi mettere i soldi dall'incasso che venivano a mancare, che io giudicai anche un gesto, un bel gesto. Se poi però, calcolando quello che è avvenuto dopo, normale che non lo è stata una mia leggerezza. È stata una sua leggerezza, però lei dice ha rischiato. Quindi, voglio dire, è stato più forte il bisogno di rientrare di quella somma? Perdevo il lavoro se io non depositavo i 1.800. Perdeva il lavoro perché? Perché avevo gli incassi di 2 vetture, quindi dovevo mettere l'incasso in cassaforte. Io invece avevo giocato alle slot. Ma lei ha provato a chiederli a qualcun altro prima di rivolgersi a Consiglio? Non ricordo, sicuramente. Ci pensi? Ma non lo so sicuramente. No? Sì o no? Sì, penso di sì, di aver chiesto anche a qualcun altro. E a chi ha chiesto? Ma persone che stavano giocando e che Ci faccia dei nomi. Ci faccia? Dei nomi. Ma non posso ricordare i nomi delle persone che giocavano, erano più di 100-200 persone al giorno. E ha chiesto a 100 persone? No, l'avevo ecco. chiesta a 2 o 3 persone che io potevo ritenere che magari avevano questa mole di denaro, perché poi non tutti hanno questo tipo di disponibilità. 2 o 3 persone, sì. ci può fare i nomi di queste 2 o 3 persone? No, non conoscevo, non posso dire Pietro, come posso dire Massimiliano, erano dei ragazzi che giocavano lì, avvocato. E non ricorda altro però? Beh, se non li conosceva era un po' difficile che le prestassero soldi, no? Ma l'ho detto, nel gioco a volte quando si perde o si vince si può provare a chiedere. Io posso dire anche l'aneddoto che ricordo che c'era una persona che adesso non c'è più, che è defunta, che era un certo Peppe De Vivo che veniva a giocare lì alla sala, che magari aveva fatto una vincita di 5.000, provai a chiederli a lui, non me li diede e poi invece l'ho ottenuto in aiuto da Simone. Ma non glieli diede perché, lo sa? Non me li diede perché anche lui aveva speso una somma superiore a quella che aveva vinto e quindi non poteva, insomma. Lei ha mai subito aggressioni fisiche, gambizzazioni o... Gambizzazioni? No, non le ho subite, ho subito le minacce, dopodiché una volta che mi sono reso conto che la situazione era seria e comunque si andava incontro a questo, ho cercato di cambiare vita. Se non ero stato avvertito sicuramente non ero qui a parlare con lei. Un'ultima domanda, in relazione a questo cartello che è comparso nel parcheggio dell'aeroporto, ho capito bene? Mi spiega solo perché mi è sfuggito, perché parlando al telefono poi il cartello è stato inserito, il cartello è stato messo nell'area parcheggio degli NCC. E mi dice dove si trova quest'area parcheggio? Si trova dopo il parcheggio lunga sosta all'aeroporto di Fiumicino, dove ci sono 2 diversi parcheggi, uno è riservato ai taxi e uno è riservato agli NCC. Dopo diverse urla, dove veniva invito verso di me come infame, notavo questo cartello messo all'ingresso ok, questo l'ho capito, dico, ma questa quindi area parcheggio è aperta? Sì. Purtroppo è aperta, dovrebbe essere riservata ma è aperta, è per questo che sono riusciti a entrare e fare un po' come vogliono. Poi c'è anche il dubbio che magari potessero essere delle persone che stavano lavorando con qualche altra licenza, non lo so, qualche altra macchina o come autisti, però ripeto, io ho fatto denuncia contro ignoti, quindi... Va bene, grazie. Altre domande? No. Sì, Presidente, solo io
alcune precisazioni, un sì, paio di prego. domande. Non di Prego. più. Buonasera, Buonasera. anzi, buon pomeriggio, avvocato Fabrizio Capezzoli per Ottavio Spada. Senta, io le chiedo solo alcune due precisazioni. Prima la collega Naso le ha fatto una domanda sulle cessioni di droga che faceva Ciccillo in suo favore. Io volevo capire se era la prima volta, riguardo l'episodio dei 100 euro o 50 euro che ci riferiva, se era la prima volta che prendeva sostanza stupefacente a credito da Ciccillo, oppure in passato, mi riferisco sempre, aspetti, mi faccia terminare la domanda, mi riferisco sempre prima della sua detenzione, il periodo prima, oppure se diciamo era solito prendere droga a credito da Ciccillo. No, è stata ero solito andare in questo bar a Santa Maria Ausiliatrice, dove non c'era solo Spada Ottavio, c'erano, ripeto, tanti altri, erano stati una decina che facevano vendita di sostanze in quei periodi, che prima della detenzione. Con Ciccillo, Spada Ottavio detto Ciccillo, evidentemente si è verificata perché vedendomi che comunque sia andavo in questo bar, ha voluto cedermi questa sostanza, però io continuo a ribadire che non ricordo bene se fosse direttamente Ciccillo, questo devo dirlo, anche se, vabbè, confermo, erano diversi. Fatto sta che lui si presenta successivamente quando mi chiede questo denaro pari a 600 euro, che era un'enormità, e nell'insieme, nel momento stesso in cui me l'ha chiesto, sono cominciate Sì, questo quelle l'abbiamo minacce, capito. le telefonate che ci stanno. Allora, guardi, le faccio una domanda un pochino più precisa. Era la prima volta che prendeva da Ciccillo sostanza? Credo di sì. No, da lui direttamente penso di sì. Mi scusi, io non sono pratico di determinati ambienti, Sì. ma Ma immagino che la sostanza stupefacente a credito, mi dica lei come funziona. Gliel'ho appena spiegato, avvocato. Mi scusi, faccia finire la domanda. La sostanza stupefacente a credito immagino si dia a soggetti che sono conosciuti, cioè se io vado per la prima volta a comprare sostanza stupefacente immagino me la diano a credito, quindi lo conosceva già. Rispondo, avvocato, le rispondo. Le sto dicendo che se c'è un ambiente dove ci sono 10 persone che stanno facendo lo stesso tipo di lavoro, se la persona deve fare quel lavoro, cerca di accaparrarsi il cliente, che lo devo insegnare io. E si è accaparrato il cliente facendo in quel modo. Dopodiché mi ha chiesto 6 volte l'importo. Quindi è solito, insomma, tra gli spacciatori per accaparrarsi il cliente cedere droga a credito senza ricevere, mi faccia finire la domanda, senza ricevere un corrispettivo di denaro. Non ha detto questo. L'avvocato ha fatto una domanda anche provocatoria, immagino, eccetera, eccetera. Mi pare che la risposta sia stata più che esaustiva, quindi non ci sovrapponiamo una domanda che presuppone una risposta che non ha mai dato. Lui non ha mai detto che negli ambienti degli spacciatori si è soliti lavorare. Allora, così. in quell'ambiente, chiedo, in quell'ambiente del bar, mi sfugge il bar, esatto, gli spacciatori erano soliti a dare droga a credito per competizione, diciamo così, per accaparrarsi il cliente, in quel determinato contesto? Se il cliente veniva conosciuto, che si poteva rintracciare, anche semplicemente sapendo dove abitava o magari dalla macchina, dalla targa, chi aveva una base economica ampia poteva fare anche questo, sì, le posso dire che succede anche questo. Quindi lei era un soggetto conosciuto in quell'ambiente? Le ho ribadito che in quel tipo di bar c'erano diverse persone, evidentemente. No, sto parlando di lei, mi scusi, se lei in quel bar era un soggetto conosciuto, quindi ritenuto affidabile. Il mio passato comunque sia mi ha messo in condizioni di frequentare questi posti, e quindi sicuramente ero conosciuto, se no comunque nell'astuzia di Spada Ottavio non mi veniva a chiedere 600 euro dopo 3 anni. E da quanto tempo lo frequentava quel bar? E quindi, Io l'ho frequentato sporadicamente quel bar in via Santa Maria Ausiliatrice, dove poi, ripeto, è stata fatta un'operazione diversi anni fa dai carabinieri. E Ciccillo, diciamo, ha avuto modo di incontrarlo, insomma, in determinati ambienti, solo in quel bar o anche in altri luoghi? No, l'ho rincontrato nella sala All-In, dove c'era la sala slot, e successivamente all'aiuto di Simone ho ricevuto questa richiesta poi anche da Spada Ottavio. Senta, proprio in merito a questa vicenda, perché non ho capito molto bene io, ma le minacce di Ciccillo erano finalizzate a cosa?
lo sa lui. La persona che prende il telefono e... Che cosa voleva, diciamo, Ciccillo da lei? Come che cosa voleva? Denaro. Quale denaro? Denaro per la cessione, come diceva lui, di sostanze stupefacenti avvenuta l'anno precedente alla mia detenzione. Quindi, diciamo, voleva soltanto il corrispettivo della droga maggiorata, poi, insomma, maggiorata. Ha interceduto anche per consiglio? Ma io, avvocato, ho anche dichiarato che in presenza della telefonata di Ottavio Spada c'era anche... Lasci stare chi c'era, le volevo dire se le ha detto apertamente che doveva restituire anche i soldi che le aveva prestato consiglio. Avvocato, io credo di aver risposto. E non l'ho capito allora. Gli ho detto che mi è stato chiesto un importo 6 o 12 volte superiore a quello che era il debito, che non ricordo se era 50 o 100, mi è stato chiesto 6 o 12 volte l'importo da parte del suo assistito Spada Ottavio. Quindi lei ha dedotto che chiedesse anche soldi per consiglio, mi dica lei. No, questo lo dice lei, io ti sto dicendo che mi ha chiesto 6 o 12 volte quello che era quel debito, ecco. E questo l'ho capito, ma le stava chiedendo un debito che lei presumibilmente aveva contratto con Ciccillo o anche soldi per conto di consiglio? È questa la domanda. Questo poi non lo so, io le posso dire che ho ricevuto la telefonata e che la telefonata è stata arricchita da minacce per poi essere avvertito 2 o 3 giorni dopo di evitare di recarmi sia all'Olin sia al vicolo di Porta Furba dove viveva Ciccillo e Spada Ottavio, e che è esattamente poi quello che è stata l'intercettazione telefonica dove lui comunque sia mi minaccia di spararmi alle gambe. Va bene Presidente, io non ho altre domande. Ci sono altre domande della difesa? Presidente D'Alecce? Sì, no, un attimo che c'è il Tribunale per fare delle domande, dopo darò la parola a Spada chiedo Ottavio. scusa, se devono preannunciare dichiarazioni spontanee, gli possiamo già dire che si fanno quando il testo viene ma dopo, già gliel'ho detto, non si interrompono gli esami, non si fa un contraddittorio, un confronto No, ma si fuori dalle regole intimidiscono anche i processuali. testimoni così, Presidente, ogni volta. L'ho già detto che adesso non fanno nessuna dichiarazione, prima aspettano che si concludi l'esame, e più quando è anche il Tribunale che sta valutando se farò meno domande. Senta, lei prima quando è stato sentito dal pubblico ministero ha fatto riferimento al fatto che avesse ricevuto dei messaggi, anzi un SMS, da una certa utenza che lei ha associato a Maità. Sì. Allora, innanzitutto volevo chiedere chi è Maità? Sa qual è il vero nome e cognome di Maità? No, io sapevo che lui si faceva chiamare come Marco. Marco. Sì, però dovrebbe essere poi Guerino. Però ho specificato che il numero, il mio cellulare, da dove il mio cellulare a lui gli è stato dato da qualcuno. No, perché, dico, ma nel senso lei poi è riuscito a capire chi era questo Maità? Sì, l'ho capito che era il fratello di Salvatore che abitava su dove c'era il Guerino il Vecchio. E quindi Salvatore detto Andrea? Sì, esatto. Quindi Maità era il fratello di Salvatore Casamonica, da quello che Andrea. poi ho chiesto, sì.
Sì, Ha chiesto il chi è, fratello. chi è che le ha dato queste informazioni? No, in quei periodi, da quello che ho chiesto, ricordo dove è il fratello, sì. È il fratello. E il nome di questo Maità? Questo è Maità, è il soprannome, Gliel'ho no? detto, gliel'ho detto, ma ho detto che è Guerino. Il nome è Guerrino? Guerino sempre, sì. Quindi Marco che c'entra? È il Si fa chiamato chiamare Marco, Maità e Guerino. Quindi sarebbe Casamonica Guerino, detto Il nome Marco, è Guerino, il suo comunque. Maità. Ho capito. Quindi è una persona, ovviamente non è Guerino il Vecchio, perché Guerino il Vecchio è una persona anche anagraficamente diversa, giusto? Non ho capito, Presidente. Guerino il Vecchio quindi è un altro personaggio. No, Guerino il Vecchio è Guerino il Vecchio come è stato sempre descritto. Okay. Marco, evidentemente si chiama Marco, so che si chiama anche Guerino. Ah, il suo vero nome diciamo è Guerino, Sì. in realtà il nome Sì. di battesimo è Guerino, ho capito. Senti, volevo farle una domanda. Quando lei riceve l'avvertimento, no, da parte di Guerino il Vecchio, lei è chiaro che associa quell'avvertimento alle Sì. pendenze, a questi debiti e alle minacce che aveva già ricevuto in relazione Sì. alle telefonate fatte da Spada Ottavio, ai debiti che aveva con Consiglio. Io volevo chiederle, lei fa questa associazione così per lei certa, in base a quali elementi? Nel senso che le dicono non andare più all'Olin e poi non andare più a Vico di Portaforma perché ti preparano il cappio. Quindi lei fa questa associazione per quale ragione? Perché vengo a sapere che sia Spada Ottavio che Simone mi aspettavano per il debito. Quindi le viene detto in modo esplicito che si tratta di loro? Da lui sì. Da lui chi? Da Guerino il Vecchio. Ah, quindi Guerino il Vecchio le dice in modo esplicito che le persone che insomma vogliono compiere questi atti Sì, di lui corruzione sapeva che contro ero... di lei sono Casamonica Consiglio e Spada Ottavio. Sì. Sì. Quindi non è che lei lo deduce dal fatto che in quel momento aveva queste minacce, lo deduce nel senso che gli viene detto in modo esplicito? No, deduco che poi le dichiarazioni di Guerino il Vecchio sono state confermate da me stesso perché passando di fronte alla sala... Sì, no, nel senso che volevo capire, quindi la sua non è una mera deduzione, ma c'è Guerino il Vecchio che le dice che Sì. Casamonica, Consiglio Sì. detto Simone, Spada Certo. Ottavio detto Ciccello ce l'hanno con lei. Sì. Questo è... Sì. Dopodiché lei fa, come stava dicendo adesso, invece una deduzione ulteriore che Perché cosa consiste? sono passato personalmente presso la sala Olin, ho parcheggiato la macchina al distributore dell'AIP proprio per verificare questa cosa, mi sono messo un cappello con il cappuccio, sono andato alla vetrata dove da una parte si vedeva l'interno e li ho visti seduti entrambi che stavano aspettando che comunque sia io... Quindi diciamo questa scena che lei ha visto all'interno della sala giochi le dà una conferma dell'avvertimento che aveva appena ricevuto. Non parli sopra, se no non vengono bene le registrazioni. Vediamo se quindi se ho ben compreso. Lei questa scena che vede nella sala giochi le dà conferma della fondatezza dell'avvertimento che le era stato fatto. Sì. Corretto? Corretto. Va bene, per noi non ci sono altre domande. Posso, Presidente? Prego. Signor Razzi, pochissime domande di chiusura, giusto per precisare alcuni aspetti su domande fatte dagli avvocati. La prima è l'avvocato Pedicanò, il primo avvocato che gli ha fatto domande, gli ha chiesto ma poi lei quando non restituiva le somme ha avuto comunque richieste di insomma, del famoso regalo ulteriori? Dico, noi abbiamo registrato un'intercettazione del 20 giugno 2018, la indico RIT 2593-2018, progressivo 8177. Progressivo? Sì. 8177, Grazie. in cui lei, parlando con Casamonica Consiglio delle somme che deve restituire, dice poi ci penso io a fatte il regalo, non ti preoccupare. Se la ricorda questa conversazione? Sì, evidentemente erano anche i modi miei di Sì, poter ma dico, quindi il regalo restava, il fatto che dovesse fare un regalo restava era inteso, sì, era inteso che potesse essere una parte in più economica o... Ecco, poi un'altra domanda, ma lei Casamonica Consiglio si ricorda quando è che lo conosce esattamente?
Lei ha già detto che gli ha rappresentato il vecchio... Guerino, sì. Ma quando, se lo ricorda? Perché lei, quando è stato sentito il 3... no. Vediamo sì, se se lo ricorda prima. Se lo ricorda ha detto o no. Ah, ha detto no. Potrei sbagliare. Perché lei, quando è stato sentito il 3 agosto del 2018, Sì. ha dichiarato, che trovo il passaggio, verso luglio 2017 mi giocai l'intero incasso di 2 giornate lavorative, come abbiamo detto prima. In tale frangente, per il tramite di Casamonica Guerino, il vecchio del Quadraro, conobbi con Casamonica Consiglio. Quindi è proprio in quella situazione lei lo conosce. Sì, è normale che la frequentazione del locale ci aveva già dato modo di vederci. Evidentemente lui, vedendo che conoscevo un suo zio... Queste sono però delle sue deduzioni, cioè il sì, contesto in cui lo conosce l'ho però la conosciuto sala in quel giochi. contesto lì dell'Olin, sì. Sì, ma non solo il contesto, Presidente, a me interessa il momento, cioè magari è una persona che lei aveva già visto alla sala giochi, ma il momento in cui glielo presentano e dicono signor Ranzi, questo è Simone Casamonica. Qualche giorno precedente, non proprio... Va bene, quindi insomma, quando gli fa questo prestito lei lo conosceva da pochissimo. Gliel'ho infatti ribadito che mi sembrava strano. Senta, su domanda dell'avvocato Capezzoli vorrei precisare una cosa. Lei ha dichiarato di non avere mai acquistato, cioè praticamente lei ha detto di avere fatto questo acquisto a credito da Spada Ottavia alla prima occasione in cui gli ha chiesto sostanza stupefacente. Le dico, è proprio sicuro di questa risposta? Sì. Perché lei, quando è stato sentito in data 12 agosto, ha dichiarato: andai da lui, cioè da Ciccillo in via Santa Maria Auxiliatrice, andai da lui per acquistare sostanza stupefacente per le mie esigenze personali 3 volte in tutto, pagando solo la prima cessione per un importo di 50 euro, le successive 2 volte gli chiesi se potevo pagare a debito. Probabilmente è andata così, ho detto, poi non c'era Sì, solo sì, no, solo per la precisione, sì, quindi lei lo conosce, lo acquista la prima volta e paga, e poi fa 2 acquisti a credito. Sì, perché già mi aveva visto andare nelle volte precedenti, evidentemente. No, scusi, quindi all'esito di questa contestazione lei, diciamo, mette a fuoco questa circostanza? Non ho capito, Cioè mi scusi, la conferma perché avendola dichiarato all'epoca ed era più vicina ai fatti, immaginava di ricordarla meglio, perché adesso alla luce di questa contestazione quindi il rapporto con Spada Ottavia è più chiaro, 3 cessioni, una a pagamento e 2 a credito. Continuo a riferire che non posso ricordare se era una, posso ricordare che erano diverse volte ero andato a via Santa Maria Auxiliatrice e evidentemente poi sono stato avvicinato una prima volta, una seconda o la terza o la quarta, non ricordo se è seconda, terza o quarta, poi mi ha ceduto. Però adesso il PM le ha letto una dichiarazione che lei ha reso e che parla in modo chiaro di 3 volte, una a pagamento e 2 a credito. Probabilmente è così. Quindi se la conferma questa dichiarazione? La confermo. Perché noi capiamo che a distanza di tempo le cose non si ricordano, però poi a un certo punto lei ci deve dire se la conferma, non la conferma, la smentisce, non se la ricorda, cioè, noi dobbiamo avere poi una... Scusi, conferma che era da Ciccillo che ha acquistato? Perché poi in un passaggio precedente lei ha detto non mi ricordo se era Ciccillo in via diretta o indiretta, cioè invece è Ciccillo la persona a cui ha acquistato? Ma sì, anche perché la conferma arriva dalla richiesta fatta da lui al telefono successivamente della parte economica, perché io poi non ricordavo la persona, è stato lui stesso a presentarsi dicendomi che io avevo con lui... Lei non se lo ricordava proprio? Io non lo ricordo, come sto dicendo la verità, quello che ho giurato, nel senso non lo ricordavo che fosse lui con questo debito di 50 o 100 euro, ma non ricordavo neanche che erano 600, era impossibile. Quindi... Vabbè, insomma, conferma. Sì. Non ho altre domande. Va bene, allora lei si può accomodare, può andare.
Grazie. Arrivederci. Vada pure. Allora, c'era un imputato che aveva chiesto di fare Presidente, una dichiarazione. io o prima o dopo anticipo che ho una richiesta da formulare Sì, al un attimino Tribunale. c'era... Mi dica lei, solo per No, aveva rappresentarlo. chiesto l'imputato prima di rendere spontanee Tanto anche il dichiarazioni. pubblico ministero già è avvertito, quindi... Sì, no, soltanto siccome avevo detto che avrei dato la parola a Spadottavio che l'aveva chiesta, così poi facciamo le richieste difensive finali e poi facciamo il rinvio. Facciamo Quando così. vuole lei. No, io sapevo che Casamonica Giuseppe gli ho dato già la parola, non mi sembra che ce ne fossero altre richieste. Spadottavio aveva chiesto di rendere delle dichiarazioni? È in collegamento. Prego. Buonasera signor giudice, buonasera al tribunale. Prego. Il signor Lanzi dice una marea di cavolate, perché prima cosa il signor Lanzi lo conosco da 15 anni e abbiamo un rapporto di amicizia. Da quando, prima che lo arrestassero, lui già veniva da me a acquistare le sostanze stupefacenti e aveva accreditato pari a 600 euro. Poi nonostante quando era uscito dal carcere veniva sempre a prendersi la sostanza stupefacente da me. E poi lui era un truffatore, truffava tutta Roma, ha truffato. E il Guerrino, il vecchio che dice Marco, è un Casamonica. Grazie signor giudice. Prego, va bene. Allora l'avvocato, chi è che deve intervenire quindi? L'avvocato Di Michele, prego. Sì, Presidente, brevemente ho una richiesta che avevo anticipato in sede di controesame del capitano Loiacono. Mi ero premunito di varie richieste di acquisizione di documentazioni dalle carceri ove Giuseppe Casamonica era transitato nella carcerazione dell'articolo 74 del traffico di stupefacenti dal 2009 al 2018 e ho sollecitato in più di un'occasione il carcere all'acquisizione di questa documentazione. Lei mi aveva invitato poi all'ultimo eventualmente di formulare la richiesta al Tribunale laddove non avessi avuto notizie fruttuose. Si tratta di questa prima acquisizione, è una cartella clinica riferibile a Giuseppe Casamonica. La mia richiesta sarebbe specifica agli anni 2014-2015, ma nella realtà potrebbe anche essere, estendersi a tutta la carcerazione, stante il fatto che questa difesa è venuta a conoscenza del fatto che sono dei documenti che viaggiano insieme al detenuto ogni qualvolta il detenuto viene assegnato in un carcere piuttosto che in un altro. E appunto a tali fini l'amministrazione di Rebibbia Nuovo Complesso mi ha risposto dicendo: guardate che da noi Casamonica è andato a Velletri, visto che viaggiano con i detenuti anche i loro documenti, dovete chiedere a loro. Per vie brevi sono arrivato direttamente a Frosinone perché sarebbe l'ultimo carcere dove Casamonica ha scontato l'ultimo periodo di pena assegnato prima della sua scarcerazione. E Frosinone, pur raggiunto da una PEC del 3 luglio e una PEC del 2 settembre dove ovviamente questo difensore allegava anche le risposte precedenti di Rebibbia Nuovo Complesso, non ha ancora sortito alcun effetto. Quindi chiedo a voi del Presidente e agli illustri membri del Tribunale di volerla acquisire d'ufficio. Credo che sia veramente molto elementare, perché che la documentazione stia ancora presso il carcere di Frosinone ne ho la riprova, ma relativamente a un'altra richiesta che ho fatto, però che mi manca l'ultimo sollecito per renderla completa. Mi riservo nelle prossime udienze di formularla, ed era relativa alle relazioni di sintesi comportamentali che venivano effettuate in equipe durante la carcerazione, che poteva essere interessante vedere soprattutto le motivazioni del declassamento all'epoca da un circuito di alta sorveglianza a un circuito di criminali comuni. E in quell'occasione il carcere di Frosinone, ce l'ho qua davanti, se vuole gliela esibisco, ma è inerente a quella documentazione, ci ha specificato tutto sommato che laddove io gli rappresento le motivazioni mi possono mettere a disposizione questa documentazione. Questo per sottolineare al Tribunale che
diciamo, di evitare di mandare una richiesta di questo tipo alle varie carceri dove Casamonica è stato, quanto a mio parere è sufficiente stimolare direttamente il carcere di Frosinone. Io, relativamente alla cartella clinica, ho qui la PEC del 1° giugno, il sollecito del 19 giugno. Non ho capito, però diciamo la cartella clinica è innanzitutto la motivazione per cui vuole acquisire la cartella clinica. La motivazione è perché ha subito un intervento chirurgico alle vie nasali a causa della tossicodipendenza. La davo per scontata che il tribunale venisse conosciuto, visto che in sede di controesame con l'ispettore era venuto fuori questo tema. Io però diciamo che... No, adesso non ricordavo qual era, diciamo così, l'elemento che lei voleva diciamo, in qualche modo dimostrare, ma è in grado di indicare comunque il periodo della detenzione presso il carcere di Frosinone? Sicuramente è stato operato tra il 2014 e il 2015 presso il Pertini. No, dico la detenzione presso il perché sai quando si fa una richiesta certo, durante la detenzione presso Rebibbia Nuovo Complesso. Il problema è che Rebibbia Nuovo Complesso non ha più questi documenti perché viaggiano in originale con i trasferimenti. Quindi a questo punto non dovrebbe stare direttamente a... C'è la Frosinone. Ma non dovrebbero stare all'Aquila, visto che adesso lui è detenuto all'Aquila? No, perché è una nuova carcerazione. Quindi, ma viaggiano fin tanto che... Esattamente. Si fa riferimento all'evento carcerazione, quello specifico evento. Va bene, quindi sarebbe la cartella clinica dell'imputato Casamonica Giuseppe, custodita presso la casa circondariale di Frosinone in relazione alla detenzione patita tra gli anni... Io farei il completo. Se poi la vuole fare più specifica, no, non sicuramente... so, avvocato, bisogna capire lei qual è la finalità e ci deve far mettere la cartella clinica, a mio parere, è importante averla tutta perché oltre all'intervento è presente un percorso di riabilitazione anche in punto di tossicodipendenza che credo che al Tribunale possa interessare dall'inizio alla fine. Io per comodità mi riferisco all'intervento perché un intervento chirurgico non può, diciamo, prestarsi a ricostruzioni alternative, insomma, tutto qua. Quindi se io intervengo per una problematica legata a un consumo di cocaina non posso mettere in dubbio l'effettivo consumo di cocaina, era questo il senso della... No, non ho capito però questo evento chirurgico, questo intervento, quando si è verificato, in che anno? 2014-2015. Non lo sa di preciso? Il giorno non se lo ricorda. Comunque era presso Rebibbia Nuovo Complesso. Allora, comunque non so se abbiamo verbalizzato, allora il difensore quindi chiede che il tribunale voglia disporre l'acquisizione della cartella clinica dell'imputato Casamonica Giuseppe, classe giugno 76. Presidente, voi li avete a disposizione i periodi di detenzione? Avvocato, però lei deve di Casamonica Giuseppe. Ho capito, ma i periodi di detenzione di Casamonica Giuseppe adesso non so dove li troviamo, in questo momento non ce li abbiamo, quindi lei che si fa parte diligente, visto che chiede lei l'acquisizione al tribunale. Può servire, ve li produco però a questo punto anche in cancelleria, senza che aspetti la fa una breve memoria, tanto non mi pare un evento che dobbiamo formalizzare oggi. Lei fa una brevissima richiesta scritta, come fa sempre anche, come fanno in genere un po' tutte le parti, in modo che rimanga bene documentata nel processo, in allegato al verbale, in cui precisa quello che ha detto a voce, no? Le ragioni per cui chiede l'acquisizione della cartella e il periodo temporale di interesse, perché è inutile che prendiamo tutta quanta la cartella clinica, visto che la finalità anche di farlo è adesso, Presidente, così com'è. Per me è 2014-2015, periodo in cui è stato detenuto presso Rebibbia Nuovo Complesso, e sono sicuro di quello che dico. Ok, va bene, allora possiamo provare. Quindi chiede l'acquisizione signor Presidente. Adesso se mi chiede il mese non sono in grado di contestualizzargli il mese, ma il periodo è l'anno che va dal 2014 al 2015. Allora diciamo che il difensore quindi chiede che il tribunale voglia disporre l'acquisizione della cartella clinica del detenuto Casamonica Giuseppe relativamente al periodo di detenzione presso l'istituto di Rebibbia Nuovo Complesso negli anni 2014-2015. Va bene? Ok, per diciamo così, in relazione per documentare, aspetti un attimo, avvocato, per documentare le condizioni di tossicodipendenza del detenuto e in particolare l'essere dipendenza del detenuto ed in particolare l'essere stato lo stesso sottoposto ad intervento chirurgico alle vie nasali. Esibisce le richieste già inoltrate presso la... Sì, scusate.
No, mi dica il filo. L'intervento a cui venne sottoposto alle vie nasali. Proprio a causa del consumo di cocaina. Sì, Aspetti, per abuso di cocaina proprio. La cancelliera. Per abuso di cocaina esibisce la richiesta già inoltrata senza successo alla casa circondariale. Rappresenta che tale cartella clinica sarebbe custodita presso la casa circondariale di Frosinone. Ah, vabbè, non lo so cosa aveva messo. Comunque, vabbè. Oppure, Presidente, per comodità, ASL Roma 2, Pertini. Guardi, avvocato, non si trovano così questi documenti, diretta a me. Sarà a Frosinone Riusciamo- sicuramente, no? Meglio farlo tramite il carcere perché se no diamo degli elementi certi, altrimenti non... Prego, c'era qualcun altro che doveva intervenire? Dall'Aquila, signor Presidente. Prego, prego. Sì, Casamonica vorrebbe rilasciare alcune dichiarazioni. Allora, Presidente, per quello che riguarda la mia cartella clinica, si dovrebbe trovare a Frosinone, in quanto l'ultimo carcere dove sono stato prima di essere stato scarcerato. Se non ricordo male, il periodo in cui sono stato operato e ricoverato per una settimana al Sandro Pertini, la struttura protetta di Rebibbia, era ottobre 2014, almeno questo diciamo è il periodo che io ricordo. Questa documentazione non servirà solo ad accertare il mio stato di tossicodipendenza, ma nelle prossime udienze, dopo che avremo sentito i test, che renderò dichiarazioni spontanee, vedremo quello che ha dichiarato Deborah Cerreoni e quello che io produrrò, visto che adesso ho recuperato tutta la documentazione in merito a quello che ha dichiarato Deborah Cerreoni e quello che ha dichiarato Fazzari Massimiliano, così vediamo se i due collaboratori sono attendibili o non sono attendibili. Vabbè, ma sempre con calma però, Casamonica, con calma. No, perché dottoressa, io mi trovo al 41 bis. Sì, per però con determinate calma, sempre dichiarazioni. con molta calma. Allora, d'accordo, ci ha Siccome dato oggi questo ho elemento tutta la ulteriore. documentazione, la prossima volta parlerò con la documentazione alla mano. Sì, Così però non ci saranno lei ha modo, può fare anche l'esame, quindi ci sono dei momenti processuali in cui uno può rendere tutte le dichiarazioni che vuole, altrimenti se lei fa spontanee dichiarazioni parla solo lei e quindi diciamo non accetta alcun contraddittorio. Allora, diciamo che l'imputato quindi fa presente che l'intervento dovrebbe essere stato effettuato nell'ottobre del 2014. Su questa richiesta il pubblico ministero ha osservazioni? No, non ho nessuna osservazione, Presidente. Va bene. A questo Presidente, mi scusi, da Lecce, posso? punto, un attimo vorrei fare l'ordinanza. Un attimo. Allora, sulla richiesta della difesa, il Tribunale, esaminata la documentazione esibita, ritenuto che le ragioni prospettate siano meritevoli di accoglimento, ordina alla casa circondariale di Frosinone la trasmissione di copia della cartella clinica dell'imputato Casamonica Giuseppe nato a Pietrasanta Lucca l'11/6/72, con particolare riferimento alla documentazione relativa all'intervento chirurgico alle vie nasali, al quale l'imputato venne sottoposto verosimilmente nell'ottobre 2014 presso
il reparto protetto di Rebibbia dell'ospedale Sandro Pertini. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Allora, noi la prossima udienza è, mi pare, il 1° di... Presidente, posso? Sì, prego. Io vorrei produrre il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, che mi era stato sollecitato in relazione alla richiesta di produzione documentale della sentenza del Tribunale di Palmi del 24 ottobre 2020. Il Tribunale si era riservato sulla acquisizione chiedendo il decreto che dispone il giudizio, e ce l'ho qua. Va bene. Faccio un avviso di deposito di attività integrativa di indagine che riguarda... Allora, aspetti un attimo perché non so, quindi deposita quindi il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP di Reggio Calabria in relazione al procedimento in riferimento al procedimento penale numero 3318/2014 RGNR della DDA di Reggio Calabria, indicato nella riserva assunta dal Tribunale nella ultima ordinanza depositata. Riserva assunta dal Tribunale scusi un attimo. Sto cercando l'ordinanza perché scegliamo la riserva sull'assunzione di disposizione nell'ultima ordinanza non l'avevamo. Sì, no, stavo cercando. Ah, ce l'ho qui sulla vignetta, però non mi ricordo. Brasileiro Costa. A trovare l'ordinanza su cui ci eravamo riservati. Perché non la trovo. No, ci riserviamo e la assumiamo. Ah, eccola, quindi questa è sempre la... Va bene, allora il Tribunale, preso atto della produzione del pubblico ministero. No, ma questa non è... Aspetta. Sì, aspetti. Preso atto della produzione del pubblico ministero. Quindi dispone l'acquisizione
del dispositivo di sentenza pronunciato dal Tribunale di Palmi. In data 23/10/2020, quale documento di natura processuale allora, il Pubblico Ministero voleva fare un avviso di deposito? Sì, Presidente, riguarda la deposizione del prossimo test Cortese. Sì. Ci sono una serie di ulteriori acquisizioni che consistono, lo dico subito per chi conosce gli atti di quel procedimento, è la trascrizione del primo incontro fra Cortese, il test, e il soggetto che poi rivestirà la qualifica di infiltrato. È stata una cosa che è stata sollecitata dalle difese nell'altro processo. Abbiamo il file audio, l'abbiamo trascritto, siccome intendiamo utilizzarlo anche durante la deposizione, faccio avviso formale di deposito che è presso la mia segreteria. E poi ci sono tutta una serie di annotazioni del luglio del 2020 che riguardano un tentativo di avvicinamento e di intimidazione che ha subito questo soggetto infiltrato, che poi ha rivestito la qualifica di infiltrato nell'ambito della nostra indagine. Questo avvicinamento che ha subito, diciamo, fra il novembre del 2019 e il luglio del 2020. Abbiamo un'annotazione di PG che dà conto di una telefonata ricevuta dall'agente infiltrato e poi di un'attività di riscontro che effettivamente conferma quanto riferito. Siccome il test riferirà Cortese anche su questo, sono, diciamo, questioni di contorno, soprattutto in questo procedimento, magari nell'altro sono più rilevanti, però siccome intendiamo far riferire il test anche su questo, abbiamo acquisito in copia gli atti anche a questo procedimento, sono presso la mia segreteria, sono al TIAP, quindi sono consultabili come sempre. Quindi questo è l'avviso di deposito che Sì. lei fa di questa attività integrativa d'indagine, così nei termini, così come descritti dal Pubblico Ministero. Va bene. Quindi formo l'avviso di deposito di attività integrativa d'indagine in relazione al procedimento penale cosiddetto Brasile low cost, in ordine al quale verranno formalizzate delle richieste istruttorie in relazione all'esame del test Cortese. Va bene, questo è un avviso di deposito per le parti, non ci sono quindi altre questioni, possiamo disporre rinvio. Test Morganti. Pubblico Ministero, in relazione al test Morganti, però non mi ricordo questa, sì. Ah, dell'ultima volta? Oddio. Ecco. Sì. Era stata formalizzata una rinuncia del test, sì è vero, una rinuncia del test Morganti da parte del Pubblico Ministero, quindi le difese si erano riservate, insomma, di interloquire, se dire qualcosa, se o meno su questa rinuncia. Che dicono? Morgante era praticamente un cooperante non sono in grado, rispetto Presidente. a Giuliano. L'avevamo detto l'altra volta. No? Lo so, infatti chiedo venia, però dico la verità. Nel senso che era il maresciallo Morgante, doveva riferire sulle stesse attività di indagine svolte da Giuliano, che abbiamo sentito per 4 o 5 udienze e che, diciamo, il Pubblico Ministero ritiene, per la prospettiva del Pubblico Ministero, esaustiva. Quindi un cooperante rispetto all'attività di indagine su cui ha già risposto Giuliano. Ci sono...
Scusi se Sì, la guardi, interrompo. anche dalla lista testimoniale si può vedere, risponde esattamente sulle stesse circostanze su cui ha risposto il maresciallo Giuliano. Ma il maresciallo Giuliano è quello che è venuto a fare l'elencazione dei RIT, per capirci. Cioè, Il maresciallo Giuliano è quello che ha 4-5 risposto. udienze su tutti Sì, i RIT. che abbiamo sentito fra giugno e luglio in relazione alla vicenda della droga, no? Ah, ok. No, se non ci sono osservazioni per il Tribunale quella deposizione pare esaustiva e quindi si procede alla revoca del... Quindi a questo punto, nulla osservando le difese, il Tribunale revoca il test morgante. Quindi questo viene... Scusa, ho messo sul tono. Ok, perfetto. Va bene, allora andiamo all'udienza prossima, che è l'udienza del 1° dicembre 2020, alle ore 9, presso l'aula sempre presso quest'aula di Rebibbia, con il ripristino delle modalità di videocollegamento come per l'udienza odierna. Udienza è tolta.